Avvocato Vincentini. Anche perché, Presidente, dopo la prospettazione da parte dei colleghi che sono alle mie spalle di udienze e di interventi così complessi per le posizioni che assistono, io viceversa per la posizione del Mastrosanti Domenico cercherò di mantenermi nell'ambito di quella che è una posizione tutto sommato per certi aspetti delineata e marginale, seppur di significativa rilevanza, e non occuperò il Tribunale con una discussione, un intervento particolarmente lungo e significativo. Io, per la verità, questa mattina la prima cosa che ci tengo a dire, ero venuto in udienza per complimentarmi con il pubblico ministero, con il dottor Minisci, per il suo intervento. Il cambio della guardia che mi trova oggi in presenza non più del dottor Minisci mi mette anche in una certa difficoltà, anche se tutto sommato avevo già rappresentato personalmente al dottor Minisci, non all'esito della sua intera requisitoria, ma dopo il primo giorno del suo intervento, quanto ritenessi indubbiamente di dovermi complimentare con le sue capacità dialettiche e con la capacità di rappresentare al Tribunale in maniera estremamente suggestiva, ma pur sempre in termini estremamente pacati, una realtà che in realtà purtroppo è ben lungi da quello che è l'oggetto dell'attività di istruttoria dibattimentale. E credo che veramente l'abilità maggiore del pubblico ministero che ha rappresentato l'accusa in questo processo sia stata proprio quella di sostenere l'insostenibile con un notevole savoir-faire, con una notevole capacità e pacatezza di essere sempre contenuto nei modi, contenuto nei toni e contenuto nell'esposizione. Questo quasi ci fa rimpiangere altri rappresentanti della pubblica accusa di Roma che in situazioni del genere sono soliti avere toni eccessi maggiori che magari possono anche offrire spunto alla difesa di controbattere le argomentazioni della Procura. Quindi non si può necessariamente mantenersi con toni adeguati a quelli usati dal pubblico ministero, seppur in netta discrasia, in deciso contrasto con quello che il pubblico ministero ha sostenuto nella sua requisitoria orale, che ha evidenziato notevoli spiccate capacità dialettiche, capacità evocative e suggestive di notevole livello, ma ancor più con la requisitoria scritta che francamente nel momento in cui la si legge qualche perplessità e qualche stupore non si può fare a meno di rappresentarlo al Tribunale. Perché, Presidente? Perché sembra veramente che alla Procura di Roma siano forse troppo attaccati un'indagine, un'attività di indagine preliminare è una creatura del pubblico ministero. E vedere un attaccamento a quella che è la propria creatura fin nelle fasi ultime di un processo, cioè alla discussione finale, al dibattimento concluso, che porta un pubblico ministero a sostenere le proprie tesi di accusa non sulla base di quelle che sono le prove emerse nel dibattimento, per certi aspetti in realtà le prove non emerse nel dibattimento, ma attaccarsi, forse disperatamente, forse perché era l'unico modo per continuare ad argomentare e a sostenere l'insostenibile, ripeto, ad introdurre quegli elementi che sono stati propri dell'attività di indagine preliminare e che peraltro anche all'interno dell'attività di indagine preliminare evidenziavano una notevole carenza del profilo probatorio che oggi ovviamente è inevitabilmente più accentuato e marcato nel momento in cui siamo alla conclusione di un dibattimento. A me dispiace che agli studenti universitari, io non solo ho fatto l'università col vecchio codice ma anche l'esame da procuratore legale, io veramente mi stupisco che agli studenti universitari si continui ad insegnare e nel dibattito televisivo continuo che in materia di giustizia è oggi sotto gli occhi tutti che la prova si forma in dibattimento, quando poi leggiamo una requisitoria che ricalca appieno la informativa conclusiva dell'indagine degli organi di polizia giudiziaria e dove addirittura le stesse trascrizioni delle intercettazioni telefoniche
seppur i contenuti alla fine sono gli stessi, Presidente, però è un problema di approccio, è un problema di cultura che non è ovviamente di secondo piano, perché il problema di cultura e di approccio a un processo che poi ci porta a formulare quei capi di imputazione e a sostenere quelle linee accusatorie in maniera completamente distorta. Dalla lettura della requisitoria non solo si continua a sostenere quello che non è mai emerso non solo nel dibattimento ma nella fase delle indagini preliminari, ma le stesse intercettazioni telefoniche vengono riproposte, la trascrizione delle intercettazioni telefoniche vengono riproposte al Tribunale secondo quella che era la trascrizione degli organi di polizia nella fase delle indagini preliminari, come se la trascrizione fatta in dibattimento non avesse alcun rilievo. È pur vero, Presidente, non sto qui a sostenere anch'io l'insostenibile, è pur vero che le trascrizioni delle intercettazioni voi ne avete la possibilità di verificarlo proprio attraverso la lettura della requisitoria del pubblico ministero. Ben poco hanno cambiato nel loro contenuto, c'è qualche frase in più che il perito trascrittore indica come incomprensibile, che i solerti organi di polizia giudiziaria, che evidentemente, malgrado un apparato meno sofisticato, hanno un orecchio più acuto e una capacità più attenta di interpretare le parole, riescono a comprendere qualche parola in più. Alla fine la sostanza è la stessa, non stiamo qui a dire che con questo il pubblico ministero ha stravolto il quadro probatorio, però questo dimostra un'affezione ad un'attività di indagine che non può trovare ingresso nel dibattimento, ma neanche sotto questa forma di una requisitoria di cui francamente in altri tempi altri tribunali non avrebbero neanche consentito al pubblico ministero di depositare una memoria del genere. E me lo ricordo, basta pensare ad una vicenda dove il presidente Amato in corte d'assise a un pubblico ministero che provò a introdurre una cosa del genere gli disse di tenersela sul suo banco. Non è un appunto al Tribunale, questo sia chiaro, Presidente, nella maniera più assoluta, però io mi trovo veramente in difficoltà, dopo oramai qualche anno di professione, a dovermi difendere non solo da elementi probatori che il pubblico ministero cita a piene mani nella requisitoria e che non sono negli atti, non del dibattimento, ma neanche del processo, alcuni, quindi neanche negli atti delle indagini preliminari. Ma francamente, Presidente, e qui c'è una sua domanda nel controesame del testo orecchio che è estremamente significativa e dà rilievo e spessore a quanto l'aspetto non fosse di poco conto, io è la prima volta, Presidente, che mi trovo a confrontarmi, anziché con delle prove che abbiano la caratteristica, seppur della prova. Noi abbiamo una prova che sappiamo bene, il nostro processo non prevede una prova codificata, però che nel dibattimento io mi debba difendere dalle notizie che emergono dall'archivio della procura denominato SIDDA e da quelle notizie che sarebbero state riportate di cui lo stesso test non è in grado di riferirci l'esatto contenuto. È la prima volta che mi trovo in una situazione del genere, perché, Presidente, non solo la prova testimoniale è una prova diversa dalla prova documentale e deve attenersi a un fatto storico, e qui non siamo di fronte al fatto storico, ma anche la prova documentale non può essere surrettiziamente introdotta nel processo attraverso una testimonianza, peraltro lacunosa, com'è alle sue domande quella del maresciallo Orecchio, ma attraverso questo archivio. Ben venga l'archivio SIDDA, perché la procura ha un ruolo che è quello di dover indagare, di dover capire in che direzione talvolta deve svolgere le proprie indagini, ma l'archivio SIDDA è e rimane un archivio della procura che esula completamente da quella che è la formazione della prova in dibattimento, e quel che risulta nell'archivio in maniera frammentaria e imprecisa non può essere oggetto e non può essere introdotto nel dibattimento attraverso una prova testimoniale. E dico questo perché, Presidente, perché sulla base di quelle intercettazioni che tutti quanti ben conosciamo, l'argomento cardine di questo processo è ben altro. Io lo tratterò in maniera molto sintetica e veramente essenziale, vista la mia posizione.
Ma siccome il processo qui è un processo dove la nota principale non sono i vari capi di imputazione, ma quello che è scritto sotto a ogni capo di imputazione, con l'aggravante di eccetera eccetera, se non si creava una situazione di enfasi processuale, devo dirlo con molta franchezza, quantomeno ciò è sicuramente quello che avviene per la posizione del mio assistito, andare a sostenere che siamo di fronte all'associazione camorristica per eccellenza di Roma, siamo alla presenza di Michele Senese, non voglio invadere le posizioni degli altri nella maniera più assoluta, ma di una sorta di capo dei capi, e questa è stata l'introduzione della requisitoria del pubblico ministero, che si è alzato e riportando, io non voglio, certo so bene quanto Senese Angelo e Senese Michele abbiano validissimi colleghi, però il pubblico ministero inizia la sua requisitoria con questo intervento sicuramente suggestivo, riprendendo le parole di Presutti e attribuendo a Senese Michele questa sorta di ruolo di capo dei capi che, se non sta in piedi, non si riesce a tenere in piedi tutto il processo. E in linea con questo tipo di impostazione processuale si va avanti poi nelle varie posizioni. Io non conosco, per carità, lo dico con molta franchezza, il Tribunale sa come la mia partecipazione a questo dibattimento sia stata, non dico occasionale, ma semplicemente legata a quelle udienze per le quali avevo un effettivo interesse. Però mi sembra che questa caratteristica di enfatizzare situazioni inesistenti, situazioni che fanno parte di una sorta di romanzo poliziesco enunciato nell'informativa, continuino a permeare la fase del dibattimento. E allora, Presidente, come inizia la requisitoria del pubblico ministero? Perché io non posso che prendere le mosse da qui, perché poi è da qui che si legano inevitabilmente e avranno necessariamente l'oggetto di considerazione sicuramente ben più significativa quelli che sono gli elementi specifici della vicenda processuale che a me maggiormente interessano, e cioè andare a verificare in relazione a quei capi di imputazione che vanno dal 39 al 43, il Tribunale sa bene, stiamo parlando delle vicende di Oro Bianco e mozzarelle, diciamo così, relative mozzarelle. Queste considerazioni che il pubblico ministero introduce immediatamente nella propria requisitoria come elemento dirompente e significativo hanno quella indubbia valenza che poi il pubblico ministero vuole attribuirgli in assenza di elementi probatori ai fini di una sorta di valutazione scontata sull'elemento oggettivo, ma ancor più sull'elemento soggettivo del reato. La requisitoria, ma peraltro è anche quello che il pubblico ministero ha sostenuto nelle sue considerazioni, le sue eloquenti e affabili e piacevolissime considerazioni dialettiche, però completamente destituite di fondamento, e questo l'ho detto personalmente anche al dottor Minisci, quindi non mi trovo certo in disagio a dirlo oggi. E ho avuto la risposta: anch'io non condividerò nulla di quello che lei dirà, ma non è questo, fa parte della dialettica processuale, siamo abituati e ci fa anche piacere che sia così. Il Mastrosanti, in linea con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Centore Pasquale, risulta coinvolto in diversi traffici di sostanze stupefacenti unitamente al defunto Senese Gennaro. Riesumiamo anche i morti, anche qui per la posizione di Mastrosanti, fratello degli imputati Michele ed Angelo, nonché del già citato di Giovanni Domenico, per conto del quale effettuò personalmente un trasporto di 10 kg di cocaina. Io vorrei sapere da dove ha preso queste considerazioni il pubblico ministero, perché, come le dicevo poco fa, Presidente, la mia presenza al dibattimento non è stata sicuramente assidua, ma quelle che erano le fasi dibattimentali che ritenevo potessero interessarmi
e che poi ne sono rimasto io primo deluso per certi aspetti, ve lo dico con molta franchezza, ma evidentemente il pubblico ministero non aveva altro in mano che quello che leggiamo qui sopra. Io quando c'è stato l'esame del pentito Centore Pasquale ero qui, udienza del 9 mi sembra, non ricordo, del 20, sì, Centore Pasquale del 29, anzi se non ricordo male, perché così mi ha riferito l'avvocato Leto, l'audizione di Centore Pasquale su cortese disponibilità di questo tribunale fu rinviata, forse di qualche udienza, ora non so bene, proprio per venirmi incontro, per una cortesia nei miei riguardi, che ai primi di marzo ero ahimè ricoverato in ospedale con il Covid, e ringrazio per questo il tribunale. Il 29 marzo io ero presente, il 29 marzo viene Centore e il pubblico ministero non fa una sola domanda a Centore Pasquale che riguarda Mastrosanti Domenico. Io non so se è una dimenticanza, ma non credo, perché il dottor Minisci ha dimostrato in questo processo sicuramente di conoscere ogni più remoto recesso, ogni risvolto, anche quelli che, come vediamo, non hanno valenza di prova acquisita in dibattimento, e non c'è stata una sola domanda da parte del pubblico ministero al pentito Centore Pasquale che riguardasse Mastrosanti Domenico. E poi ci viene a scrivere che è basilare come dalla deposizione di Centore. E c'è di più, Presidente, perché io sto leggendo la requisitoria, sto andando avanti argomentando in base a quelle che sono le argomentazioni fedelmente riportate dalla Procura nella sua requisitoria, allorché all'udienza, se non vado male, questa è l'udienza del 15, vediamo un attimo se sto sbagliando le date. O 15 o 17, una delle due, avvocato. Sì, Presidente, è l'udienza del 15, forse il 17, allorché il pubblico ministero interrogava in esame diretto il maresciallo Recchio e lo riporta nella sua requisitoria. Il maresciallo ci dice: in ordine al profilo soggettivo di quest'ultimo abbiamo appurato anche da verifiche e da accertamenti presso l'archivio della Procura denominato SIDDA, e qui le ricordo la sua domanda, Presidente, dopo il mio controesame al maresciallo Recchio, che era un soggetto storicamente legato alla famiglia senese fin dagli anni 90 e soprattutto era noto con il pseudonimo Codino, e che in proposito delle sue relazioni con gli esponenti della famiglia senese sono poi rilevanti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Centore Pasquale. E il pubblico ministero a questo punto interrompe il maresciallo Recchio, e non serve che io lo legga sul verbale della trascrizione di udienza, ma è qui a pagina 1266 della sua requisitoria, e il PM dice: e poi le vedremo queste. Io sto aspettando di vederle, Presidente. Io sto aspettando di vederle queste dichiarazioni di Centore, malgrado io mi ritrovi una requisitoria dove si deve necessariamente iniziare non a trattare dei fatti e dei capi di imputazione come si conviene e come si dovrebbe fare in un processo, perché abbiamo capo 39, qual è il capo di imputazione, qual è l'elemento oggettivo, qual è l'elemento soggettivo, qual è la partecipazione del Mastrosanti. No, dobbiamo creare quest'area di suggestione, dobbiamo creare una situazione che va al di là delle prove, perché se non creiamo questo, poi come facciamo a sostenere l'elemento psicologico che serve per un reato, ad esempio, di intestazione fittizia o anche o più per il reato di reimpiego del 648 ter? Le dichiarazioni di Centore non esistono.
Così come non esiste alcuna prova che il Mastrosanti Domenico abbia trasportato 10 kg di droga di Giovanni Domenico, e come il pubblico ministero continua a scrivere. Quindi, Presidente, io non credo che si possa affrontare serenamente questa vicenda processuale se prima non si sgombra il campo di queste suggestioni e di questi elementi privi di valenza probatoria che il pubblico ministero, con grande savoir-faire, con il garbo e il modo cavalleresco che contraddistingue, a differenza di altri rappresentanti della Procura romana, il dottor Minisci, ma alla fine quello che conta è la sostanza, e la sostanza è sempre la stessa, che si debba partire e portare avanti per una sorta di preconcetta attività investigativa, una tesi accusatoria dove alla fine ci importa poco se c'è quella intestazione fittizia, se c'è quel reato di riciclaggio. Io credo che qualsiasi avvocato di normali capacità professionali fosse entrato in quest'Aula senza aver mai letto il decreto che dispone il giudizio e avesse seguito con l'interesse con cui il dottor Minisci riusciva a tenere viva l'attenzione con il proprio intervento dialettico, con la propria requisitoria, qualsiasi avvocato avrebbe chiesto al collega vicino: mi dai il decreto che dispone il giudizio? E sarebbe andato a sfogliare il decreto che dispone il giudizio alla ricerca di un capo di imputazione dove si contestava non il 416.1, ma 416 bis del codice penale, perché ho assistito ad una requisitoria dove tutto sembrava che ci fosse in questo processo, ma sopra di tutto e prima di ogni altra cosa, un reato associativo. Reato associativo che evidentemente è mancata la consistenza, però si continua ad evocare. E si porta avanti comunque una scelta accusatoria che è quella di sostenere l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolazione mafiosa in relazione ai vari capi di imputazione. Ma la mancanza di una serena lettura degli atti, non so se questa parta direttamente dal pubblico ministero o si lasci andare da quelle che sono sicuramente gli stimoli che in tal senso vengono dagli organi di polizia giudiziaria. Si diceva, quando entrò in vigore il nuovo codice, noi giovani eravamo pieni di entusiasmo e di belle aspettative, qualche vecchio saggio ci disse: attenzione, perché rischiamo che il pubblico ministero diventi una sorta di super poliziotto. E poi lasciamo perdere tutto il discorso che ne deriva dall'eventuale possibilità di ovviare a questo problema con determinate riforme di cui tanto si parla, non certo nel momento di tediare il Tribunale con questo. Però il problema è proprio qui, Presidente, perché noi abbiamo oramai una procura, e la procura romana è maestra in questo, dove il pubblico ministero si spoglia del proprio ruolo e diventa veramente una sorta di super poliziotto, incapace peraltro di leggere gli atti processuali con quella obiettività che è sotto gli occhi di tutti. Perché l'altro elemento su cui, prima di affrontare, perché veramente non voglio dilungarmi oltre i vari capi di imputazione, è la vicenda Gamba Curta, perché in questa enfasi evocativa del pubblico ministero, dopo quella descrizione del Mastrosanti in base ad elementi che nel processo non ci sono, come poi diremo che non ce n'è neanche un altro che riguarda l'intestazione fittizia, però il pubblico ministero ne parla, io faccio le domande al test, lei, Presidente, conosce gli atti come nessun altro di noi e si ricorda sicuramente questi passaggi, e guarda caso le ordinanze applicative della misura di prevenzione, non si sa dove stanno, non si sa che fine hanno fatto, non si sa se ci sono, se sono state revocate, se sono state applicate. A noi interessava soltanto accertare che Mastrosanti era nel settore caseario e cercava di comprare un altro caseificio sotto l'alias di Matera Antonio. Voglio vedere dal notaio quando uno va lì come alias, ma lasciamo perdere. Perché dico Gamba Curta?
perché nella scia di questa impostazione del pubblico ministero, di questa ricostruzione priva di fondamento probatorio, ma che vuole essere estremamente suggestiva, il pubblico ministero affronta quelle due, tre telefonate, che peraltro risalgono, ora non ricordo, stiamo parlando del 16 giugno, del 14 giugno, sì. Sempre nella stessa ottica del grande spessore criminale di Mastrosanti Domenico, che ovviamente si confronta con chi? Con Gambacurta, un altro personaggio attenzionato dalla Procura di Roma in una delle indagini di punta della Procura romana, e ecco lì tutto ritorna. Guarda caso, il clan senese o la camorra, io ancora questo non l'ho capito, non voglio invadere il campo di chi affronterà più dettagliatamente e con aderenza a quella che è la complessità di questa vicenda, il problema dell'aggravante nella sua genesi, diciamo così, non della sua specifica contestazione per ogni singolo capo di imputazione, ma io ancora non ho capito, e c'è stato un provvedimento del Tribunale della Libertà di Mezzo, che so essere stato ampiamente richiamato e prodotto al Tribunale, che annulla perché vi è una sostanziale discrasia tra quella che è l'ipotesi accusatoria contestata dal pubblico ministero e che ci tiriamo dietro ancora oggi in dibattimento di un'associazione che altro non è se non la camorra napoletana, non si capisce quale delle varie famiglie, quale delle varie congreghe, noi abbiamo meno dimestichezza qui a Roma di questo, radicata su tutto il territorio nazionale, oppure se ancora qui dobbiamo confrontarci con un clan senese come un clan autonomo che si distacca, e l'aspetto non è di poco conto. Io non lo affronto, Presidente, lo accenno perché so chi lo affronterà e posso forse dire che mi associo anticipatamente, di solito ci si associa a quello che i colleghi hanno già detto, però sapendo chi tratterà questi argomenti io ho la fiducia di potermi associare anticipatamente. Non mi riferisco all'avvocato Alessandro De Federicis, men che mai all'amico Valerio Spigarelli, mi riferisco all'avvocato Leto, che di questo processo, Presidente, è sicuramente il dominus, non solo per averlo, come lei sa, seguito costantemente in tutte le sue udienze, ma anche perché effettivamente è la persona che conosce in ogni risvolto quelli che sono tutti gli aspetti collaterali di questa vicenda, sui quali il pubblico ministero cerca di costruire questa associazione che non viene poi mai contestata, ma che serve per sostenere le varie aggravanti. Io su questo non mi soffermo, stavo semplicemente parlando di Gambacurta per censurare ancora una volta un'impostazione distorta e che distoglie e distorce l'evidenza delle risultanze probatorie. La telefonata con Gambacurta ci dimostra il grande spessore criminale di Mastrosanti, che collegato al clan senese, collegato alla camorra napoletana, collegato a tutte le peggiori organizzazioni criminali e di criminalità organizzata del territorio intero, intrattiene questi rapporti così confidenziali e amichevoli con il Gambacurta, altro noto personaggio di spessore criminale sulla piazza romana. Forse sto esagerando perché, come ho sempre detto finora, il tono, seppur di enfatizzazione del pubblico ministero, è sempre stato molto pacato, molto equilibrato, e questa è la sua vera grande qualità. Sto sicuramente esagerando, ma sto esagerando nei toni e nei modi, ma non sto esagerando nella sostanza. Perché, dottor Minisci, mi dispiace che ora lei non è lì su quel banco della pubblica accusa, ma forse se questa telefonata se la fosse letta, o se la fosse letta con la capacità e la volontà di capirne i contenuti, queste cose non si potevano dire. Perché io gliela leggo al Tribunale, mi perdoni Presidente, so che il Tribunale la conosce ma non posso farne a meno. Avvocato, ci dice anche il progressivo e il Prego? RIT? Il progressivo e il RIT? Quando la legge? Presidente, io veramente Va sto bene, andando allora non si avanti a preoccupi, braccio. la troviamo noi, tranquillo. Allora, l'intercettazione è del 14 giugno 2018. Credo che siano i progressivi, ma dico credo perché così lo riporta il pubblico ministero nella requisitoria, ma in questo devo dare più ampia fiducia al dottor Minisci, 5.039 e 5.108. Comunque sono quelle due telefonate
del 14 giugno del 2018 sull'utenza di Mastrosanti sono le uniche che riguardano questo aspetto del processo, questo aspetto che deve essere letto esattamente in maniera distonica e antitetica da quello che pretende di fare il pubblico ministero. Io la leggo, perdonatemi. Gambacurta che si presenta sotto falso nome e fa: sono Carlo per Fabrizio, ti sto chiamando, ci sta un problema, ti deve dare quei soldi. Quindi già quando a una persona come Mastrosanti, in data 14 giugno 2018, stiamo più o meno nello stesso periodo in cui vi sono altre telefonate che il Tribunale ben conosce, stiamo con le toppe, non mi ricordo se è ripetuto 5 o 6 volte nella stessa frase, quindi una situazione economica complessiva che sicuramente non era delle più rosee, malgrado ci sia qualcuno, questo tale Carlo, che gli telefona e fa capire che gli deve dare dei soldi. Mastrosanti sono Carlo per Fabrizio, ti sto chiamando, eccetera, eccetera. Mastrosanti risponde: non ti capisco, non ti conosco, chi sei? Forse Mastrosanti è oramai così confuso per i problemi e le difficoltà del caseificio Oro Bianco che non è più in grado di riconoscere la voce del suo interlocutore, malgrado sia un personaggio di spessore criminale notevole con il quale lui intrattiene rapporti e cordialità usuali. Io non ti conosco. E Gambacurta ripete: sono il socio di Fabrizio, allora siccome abbiamo un problema per te, per quella rimanenza, e Mastrosanti lo interrompe, quindi già di fronte non è il capo dei capi, perché il capo dei capi è Michele Senese, per carità, però è sempre un capo il Gambacurta, è sempre una persona di spessore, come dice il pubblico ministero, e il Mastrosanti si permette di interromperlo. Ascolta, ci sta un problema, sei amico mio, ma io non ti conosco, capito dov'è il problema? Fammi capire, socio di Fabrizio, non capisco. Gambacurta riprende il discorso, non la voglio leggere tutta, non voglio tediare il Tribunale oltre il necessario e dove il dovuto, ribadisce Fabrizio perché spera soltanto che attraverso il nome di Fabrizio, che ha dato un assegno bucato, questo emerge dalla telefonata successiva, e quindi insomma è un assegno anche di una certa consistenza, quindi ripete Fabrizio per cercare di farsi capire, e Mastrosanti ripete: non ti conosco, dimmi chi sei. E Gambacurta continua: siccome tu stai dalla parte della ragione, ma benedetto Dio, stiamo con le pezze, al 14 giugno stiamo come stiamo, c'è uno che dall'altra parte ti dice che tu c'hai ragione, ti devo dare dei soldi, e Mastrosanti che gli risponde: siccome tu stai dalla parte della ragione, io per oggi ho detto a quel cretino di Fabrizio: ma chi sei? Ma dove stai te? Questa è la risposta del Mastrosanti. Vieni giù che parliamo. A un certo punto non ho capito chi è, ma a me se mi telefona qualcuno che mi deve dare dei soldi, forse il tentativo di un abbocco non lo evito. Cosa succede? Che subito dopo c'è un'altra telefonata. Mastrosanti richiama su quell'utenza dalla quale è stato chiamato, però non gli risponde Gambacurta, che noi sappiamo attraverso l'indagine che è Gambacurta, in quel momento lui non si è presentato se non come Carlo, l'amico di Fabrizio il cretino, che tu hai ragione, che tu devi avere dei soldi. Mastrosanti richiama e dall'altra parte risponde tale Marco, uomo di Gambacurta. Queste sono le classiche considerazioni da polizia giudiziaria. Forse magari si è fatto prestare il telefono dall'amico con cui stava giocando a biliardo in un circolo, però questo Marco, tale Marco, non si sa chi è, ma già è uomo di Gambacurta, perché quando uno ha lo spessore di un capo, tutti quelli che gli stanno intorno devono essere i suoi accoliti e i suoi subalterni. Richiama: pronto, chi è? Carlo? Dice Mastrosanti. No, sono Marco. Vabbè, chi è? Domenico? Sì,
Mi hai chiamato tu prima? No, ti ha chiamato Franco. Ma chi è sto Franco? Tale Marco risponde, e è il pubblico ministero che lo mette a caratteri interamente maiuscoli, perché a questo punto non sono più Carlo, l'amico di Fabrizio il cretino, a questo punto il suo subalterno, che è un subalterno poco attento a coprire le spalle e a salvaguardare il nome del proprio capo, che cosa fa? Spende il nome e dice no, so Franco, no, so Marco. Ma chi è sto Franco? Chiede Mastrosanti e il Marco risponde Franco Gambacurta. Hai speso il nome, hai detto tutto, non sarà il capo dei capi ma è sempre Franco Gambacurta. E Mastrosanti risponde Gambacurta? Puntini di sospensione. E niente, ha usato il telefono mio, ti ha chiamato. E Mastrosanti ripete ancora una volta ma chi è sto Franco Gambacurta? E poi avanti, non voglio andare oltre, Presidente, perché veramente non voglio tediare, e a un certo punto sarà Franco Gambacurta, chi è, chi non è, mi interessa relativamente, ci stanno dei soldi da prendere, c'è qualcuno che mi bussa a casa perché mi deve dare dei soldi, si chiama pure Franco Gambacurta, ben venga. Però il tono della telefonata come continua? Che malgrado l'interlocutore, il Marco, parli con grande autorevolezza di questo Franco, ogni volta che Mastrosanti risponde, quando oramai non stiamo parlando di un qualcuno che ancora non è compiutamente identificato, ma quando è stato speso il nome Franco Gambacurta, Mastrosanti gli dice e vabbè, c'è sta sto Franco, scusa, ma sto Franco Gambacurta, e mette qui ancora per la prima volta il cognome, non sta, ma sto Franco, e io qui mi fermo perché a me quello che interessa, Presidente, è che avrò letto, non so, una decina, 15 volte, non lo so, lo stupore del Mastrosanti, malgrado gli si debbano dare dei soldi, e la totale assenza di qualsiasi rapporto di conoscenza, ma nemmeno come il noto personaggio romano a capo dell'omonimo clan di Monte Spaccato, dove adesso non mi ricordo, non ho seguito questo processo. Stiamo veramente a Carnea di chi era costui. Stiamo veramente di fronte a una persona che Mastrosanti non conosce minimamente. E questo è uno degli altri elementi, ma questa volta l'elemento ce l'abbiamo, quindi figuriamoci quando il pubblico ministero accredita lo spessore di Mastrosanti Domenico come personaggio legato alla criminalità, legato al pericolosissimo e ramificato clan dei Senese o ramificazione della Camorra che dir si voglia, e non c'è nulla perché richiama atti, dichiarazione del Centore che noi non abbiamo. Ma non è che non avete voi, non li avevamo noi nell'indagine, non fanno parte dell'informativa. L'informativa cita, menziona, e il pubblico ministero ancora cita e menziona quello che l'informativa citava e menzionava nella fase delle indagini, senza fornire. Quindi non è un problema che la prova non si è formata in dibattimento. La prova non c'era nell'indagine, perché si diceva e si sosteneva che Mastrosanti avesse questo grande spessore criminale. Ecco chi è Mastrosanti: uno che tratta con Gambacurta a tu per tu, uno che tratta con Gambacurta che si permette di interromperlo quando parla. Ma vogliamo fare il processo con le prove e vogliamo leggere le prove per la valenza che hanno? E qui, Presidente, cerco di non dilungarmi oltre e di entrare nello specifico dei capi di imputazione. Però queste sono considerazioni che non sono prive di rilievo e di significato allorché si affrontano i capi di imputazione, e lo vediamo subito con quello che è il capo di imputazione più significativo. Noi partiamo dal capo 39, che è l'interposizione fittizia con le 2 prestanome, eccetera, eccetera. Il Tribunale ben conosce non questa vicenda, ma tutto il processo, e ne ha dato modo a tutti noi colleghi di rendercene conto. Io di solito, per una questione proprio pragmatica, seguo il capo di imputazione così come è portato avanti dalla Procura. Questa volta voglio fare il contrario, parto dalla coda anziché dalla testa, e parto dal capo 43,
anche perché poi è il più importante, Presidente, anche in termini di quantificazione della pena, perché a noi contestano questo bel 648 ter aggravato ai sensi del 416 bis per questa vicenda del caseificio Oro Bianco. E cosa ci dice il capo di imputazione e perché ho tediato il Tribunale finora con queste considerazioni che, seppur doverosamente necessarie alle argomentazioni di risposta alle argomentazioni del pubblico ministero, alla fine però hanno anche attinenza specifica a quella che è la verifica che voi dovrete fare, perché al di là dello spessore asserito del Mastrosanti, voi quel che dovete riscontrare e valutare è su ogni singolo capo di imputazione, che sia il primo, che sia il 43 o che sia l'ultimo, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Questo è il compito principale di un tribunale e questo è il compito più importante a cui probabilmente è chiamata la difesa nel proprio intervento. Allora leggiamolo il capo di imputazione. Articolo 648 ter, perché impiegava nell'attività della società caseificio Oro Bianco dei fratelli di Domenico SRL, qui c'era stato anche il cambio di denominazione sociale, quindi siamo in una contestazione che fa riferimento alla denominazione sociale pregressa prima del cambio, con il famoso aumento di capitale fittizio. Cioè, Presidente, io veramente qui mi viene da sorridere, certe volte mi devo scusare se interrompo l'esposizione per delle digressioni, ma io non ho mai visto contestare un'intestazione fittizia laddove la fittizietà è proprio sull'elemento materiale del reato, cioè i soldi che non ci stanno, i beni che non ci stanno, il valore che non ci sta. È l'ultimo capo di imputazione delle 3 intestazioni fittizie. L'aumento di capitale con le famose riserve che vengono attribuite al capitale. Le riserve di che? Questo ce lo dice il test Orecchio, perché non c'è stata nessuna verifica. Qui stiamo facendo, Presidente, un processo per questi bei reati che nell'evoluzione della politica criminale sono stati introdotti nel nostro codice. Non è una critica, per carità, Presidente, perché era inevitabile che il codice penale, che prevedeva il solo 648, si adeguasse nel corso degli anni a diverse fattispecie concrete che si venivano a creare, e così sono nati i vari 648 bis, ter 1. Speriamo che alla quaterna non ci si arrivi mai, perché questo ci basta e ci avanza. Ma, Presidente, il problema è proprio qui. Siamo di fronte ad una intestazione fittizia dove il fittizio è l'aumento di capitale. Ma ritorniamo al capo 43 che vi stavo leggendo. Perché impiegava l'elemento oggettivo del reato oggetto di contestazione nell'attività del caseificio Oro Bianco una somma di denaro di euro 150.000 riconducibile a Senese Angelo. E questo è l'aspetto più importante che a me interessa sottolineare, e proveniente dai trascorsi criminali di quest'ultimo, in particolare dal reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. E allora, se noi dobbiamo innanzitutto affrontare quella che è la vera essenza di un processo penale, partendo da un capo di imputazione, abbiamo questi 2 primi riferimenti. Il dato oggettivo sono i 150.000 euro e l'altro dato oggettivo, che è il reato presupposto, non è una asserita e generica attività criminale del Senese Angelo che si è protratta nel tempo, non sappiamo quando, non sappiamo dove, perché tanto il pubblico ministero di questo è convinto, il pubblico ministero, perché all'interno di un clan di tale spessore non si può vivere d'attività onesta, non si può vivere di lavoro, tutto quello che uno fa è inevitabilmente frutto di illecito. Ma non è questo il problema, perché il problema è
la cristallizzazione nel capo di imputazione di quello che è il reato presupposto. E non c'è ombra di dubbio che il reato presupposto è solo ed esclusivamente in base alla contestazione di cui al capo 43 della rubrica la sentenza di condanna di Senese Angelo per quei fatti di cui il Tribunale è a conoscenza e che insomma sappiamo essere forse uno dei pochi dati oggettivi esistenti nel processo. E allora, Presidente, noi dobbiamo valutare in base ad un'attività tecnica, perché così i testimoni ci indicano e ci definiscono un'attività di intercettazione telefonica, la sussistenza di un reato che normalmente si fa in altra maniera, perché quando si parla di questi reati, Presidente, solitamente sono le carte che parlano, sono gli estratti bancari, sono assegni, cifre, somme, che si vede che in un modo o nell'altro siano transitate, perché questo è il problema: da dove vengono, dove vanno e che cosa se ne fa. E tutto questo come viene risolto in questo processo in relazione al capo 43? Con questa indicazione di 150.000 euro. Non ci nascondiamo certo dietro all'evidenza, non è dietro a un dito. L'elemento probatorio, che anche qui viene letto come la telefonata di gamba curta, cioè qui sembra che veramente non ci sia altra capacità di lettura delle risultanze probatorie, quelle vere, quelle effettive, quando ci sono, perché le altre non esistono, con una capacità di approccio e di serenità che è quella di dire: valutiamo che cosa dice questa telefonata. Questo è un problema che purtroppo si riscontra in molti processi, Presidente, perché se si fa un processo come questo si deve dare una certa lettura a certi elementi. Quando si fa un altro processo, la classica bidonata si chiama a Roma, cioè la creazione di società, di aziende fittizie, e ne abbiamo fatti tanti di questi processi, finalizzata a fare ben altre cose, l'elemento soggettivo del reato viene immediatamente letto e interpretato in maniera completamente difforme. Cioè qui purtroppo, questa è la riflessione sulla quale io voglio arrivare, vi è una malaugurata e deprecabile tendenza ad interpretare un elemento probatorio, tanto più quando deve essere un elemento probatorio indicativo dell'elemento psicologico del reato, tematica storica di una importanza, sappiamo bene quanti fiumi la letteratura e la giurisprudenza abbia scritto in proposito e come in determinati ordinamenti che siano ancora poco evoluti e poco propensi ad una civilizzazione l'elemento soggettivo abbia il peso che abbia. Però proprio per la difficoltà che sempre l'interpretazione e la lettura dell'elemento soggettivo comporta, non si può andare a leggerlo solo ed esclusivamente in funzione di quella che è l'ottica accusatoria che si vuole seguire. Si sta facendo un processo per stupefacenti? Qualsiasi cosa è droga, qualsiasi cosa viene letta in quell'ottica. Si sta facendo un processo per un'associazione che non è contestata, ma ci viene contestato comunque, con effetti pratici alla fine non di poco conto, l'aggravante del 416 bis numero 1 e la lettura dell'elemento probatorio che deve portare a desumere l'elemento soggettivo è completamente diversa ed è finalizzata in quell'ottica. Ed allora, Presidente, cercando di ritornare all'aderenza dei fatti e all'aderenza di quelle che sono le prove, le uniche prove che abbiamo, e cioè queste benedette intercettazioni telefoniche, è fuori di dubbio, non ci nascondiamo, dicevo, dietro all'evidenza, ma cerchiamo di interpretare come può essere interpretato il dato processuale, questa cifra di 150.000 euro viene enucleata dal pubblico ministero dalla famosa telefonata del 12 giugno del 2018. Anche qui potrei indicarvi
il progressivo in questo momento non ce l'ho, ma il Tribunale, ma non serve, Presidente, io non vi sto a indicare i progressivi, perché so che il Tribunale quelle telefonate le conosce a menadito e men che mai conosce sicuramente con assoluta puntualità questa intercettazione di questa telefonata fiume, diciamo, perché è molto lunga, tra il Mastrosanti e il Ciuraci Marco. Perché dico questo? Non può essere che desunta da lì, perché malgrado il consistente materiale intercettativo, non voglio anche qui invadere campi che non mi competono, Senese Angelo non è intercettato da 2 giorni quando escono fuori queste vicende processuali, qui stiamo parlando di fatti che si sviluppano da marzo a giugno del 2018. Senese Angelo era sotto intercettazione dall'agosto, se non mi ricordo male, dall'agosto del 2017 e nulla era emerso. Probabilmente si cercava qualche altra cosa, si andava dietro ad un'altra ipotesi accusatoria, quando alla fine nulla viene fuori si deve ripiegare su quello che poi è l'oggetto dell'attuale processo e degli attuali capi di imputazione. Quindi la somma di questa somma indicata dal pubblico ministero, proprio per la sua puntuale indicazione in 150.000 euro, non può che evincersi da quella telefonata. Però qual è il problema, Presidente? Io proprio perché, le ripeto, so benissimo come il Tribunale conosca puntualmente queste telefonate, io non posso che fare una prima considerazione. Con tutta la buona volontà, io Presidente forse su alcuni aspetti del processo sono stato superficiale, non li ho letti, non li ho seguiti, quello che riguarda le altre posizioni lo ignoro completamente. Le telefonate che riguardano il mio assistito me le sono lette un po' tutte, però le assicuro, forse comincio ad avere con i segni dell'età qualche scarsa capacità di comprensione. Io questa telefonata, eccola qui, ho tutti gli elementi questa volta, il progressivo è il 4387, 12 giugno 2018, io questa telefonata non lo so quante volte l'ho letta, Presidente, un'infinità di volte, proprio perché tutte le altre telefonate hanno a mio avviso una valenza di contorno che ci serve solo ed esclusivamente per poi andare ad interpretare e a valutare proprio questa, che è la telefonata basilare, ed hanno un significato alcune assolutamente inequivocabile. Non stiamo qui, anche in questo caso, a negare l'evidenza, però io questa telefonata non l'ho capita e nessuno è riuscito a spiegarmela, men che mai me l'ha spiegata il pubblico ministero. Perché l'unica certezza che abbiamo è che in un paio di affermazioni si evoca la cifra di 150.000 euro ed è Mastrosanti che lo fa e lo fa in contraddizione con quanto viceversa sottolineava il Ciuraci. Ma io questi conti, sarà forse anche la mia scarsa propensione e la mia scarsa simpatia per la matematica e l'aritmetica in particolare, io non ci ho capito nulla. Ma non ci ho capito nulla perché, Presidente, non riesco a trovare un elemento di lettura che mi dia una chiarezza evocativa e interpretativa di quello che si dice. Si dice più volte 150.000 euro, ma dall'altra parte si ribadisce no, so 100, so 113. Il problema è un altro, Presidente. Io non mi sto nascondendo sulla, evanescenza probatoria se stiamo parlando di 100, 113 o 150.000 euro. Il problema è un altro. Dove sono stati messi, da dove vengono e come sono stati messi? Perché se noi facciamo un bel capo di imputazione come lo fa il pubblico ministero, perché Mastrosanti impiegava, questo è poi il capo che riguarderà Senese, neanche lo leggo perché qui stiamo parlando dell'autoriciclaggio, quindi il 648 ter 1, l'ultima evoluzione del 648,
lasciamo perdere anche qui le considerazioni sulla giurisprudenza, poi magari le affronteremo brevemente, perché qui, Presidente, il capo di imputazione recita in maniera categorica che Mastrosanti impiegava nell'attività del caseificio 150.000 euro riconducibili a Senese e a sua volta riconducibili al reato di Milano, eccetera, eccetera. Ma leggiamocela la telefonata, perché la telefonata, al di là della difficoltà di una sua univoca interpretazione generale, al di là di una sua difficoltà interpretativa se effettivamente Senese ha tirato fuori dei soldi, se li ha tirati, non li ha tirati fuori, li ha messi, non li ha messi, perché li ha messi e quanti ne ha messi, e come, su cosa li ha messi. Perché dire impiegava 150.000 euro, eccetera, eccetera, lo dico con molta franchezza, da una lettura del capo di imputazione, e anche qui ritorniamo ai discorsi evocativi di un certo modo di portare avanti il processo. È chiaro che se questi soldi Senese li ha messi e se questi soldi Senese tutti insieme cash una bella mattina li ha tirati fuori rompendo il salvadanaio che custodiva dal 97 o dal 98, non mi ricordo, il porcellino, poi il processo si parla non di porcellino, i soldi vengono nascosti d'altra parte, non lo voglio sicuramente affrontare. Quello che a me interessa è il dato che poi deve trovare riscontro nella telefonata, perché visto quella bella giurisprudenza che si è evoluta nel tempo al seguito di queste evoluzioni del nostro ordinamento penale che portano a queste nuove figure giuridiche a fianco e dopo il 648. Io, Presidente, ho iniziato questa professione come praticante procuratore nel momento esatto in cui era stata portata la competenza del reato di ricettazione e di furto aggravato dal tribunale al pretore e contemporaneamente la rapina aggravata. Sono vecchio, Presidente, lo so, se n'è andato, sono più vecchio dell'avvocato De Federicis, anche se molti mi scambiano per coetaneo dell'avvocato Leto, però io ho iniziato quando si era portata la competenza dalla Corte d'Assise, che era in quest'Aula, della rapina al tribunale e la ricettazione era stata portata in pretura e il 648 bis ter 1 non esistevano. La giurisprudenza, lei lo ricorderà, Presidente, era rigorosissima. Malgrado l'accertamento sul reato presupposto non necessitava di un accertamento giurisdizionale con una sentenza passata in giudicato, bla bla bla, non sto qui a ripetere, era comunque necessario che in via incidentale nel processo il giudice accertasse in maniera incontrovertibilmente certa la sussistenza del reato presupposto. Adesso questa giurisprudenza, al seguito dell'evoluzione del sistema penale, si è evoluta contrariamente però ad una evoluzione del senso civile e sappiamo bene, di civiltà giuridica, e sappiamo bene come questo iniziale rigore sul 648 oggi non riguarda queste nuove fattispecie. Ed è proprio per questo che mi soffermo sui 150.000 euro, perché in un supposto discorso di prova logica che oramai ha sostituito l'accertamento sul reato presupposto, dicevo e ripeto, tirare fuori dalla sera alla mattina 150.000 euro cash e metterli su oro bianco, evoca un qualcosa sicuramente di non quotidiano, di non usuale e di non abituale. Ma leggiamocela la telefonata. Perché qui, al di là delle difficoltà, ripeto, di interpretare la telefonata in maniera univoca, un dato è certo, che se esistono questi 150 o 113 o 100 o 80 che dir si voglia, mi interessa relativamente, perché non è certo cristallizzandosi ai 150 del capo di imputazione che voglio mantenere la mia linea difensiva.
Dalla telefonata emerge inequivocabilmente che se di questa somma si parla e che se questa somma è riferibile a Senese Angelo, non c'è un solo tratto della telefonata dove si dice che Senese Angelo ha cacciato cash 150.000 euro e li ha messi. Parliamo di soldi che eventualmente è un'aspettativa, di soldi che eventualmente, se siano 100, 113 o 150, è un qualcosa che deve avere. E quindi cosa ha messo? Quanto ha messo e come ha messo? Perché se c'è un'altra cosa che da quella telefonata, ma ancor più da qualche altra telefonata, è certa, è che siccome qui stiamo con le toppe, e viene ripetuta questa frase dal Mastro Santi, non mi ricordo se 5 o 6, siamo con le toppe, siamo con le toppe, siamo con le toppe, e ce ne sono una marea di altre di telefonate. Io non ho i soldi per Campace, Sturaci che dice io non ho un centesimo, non mi ricordo, Mastro Santi che giura sulle ossa del padre, lasciamo perdere, le telefonate il Tribunale le conosce, ma se abbiamo la prova che qualcosa viene investito, viene messo, e poi vedremo dove e come, perché non è di poco conto nel capo di imputazione, stiamo parlando di cifre diverse. C'è la telefonata di Mastro Santi che dice alla moglie sono andato da Angelo a pigliarmi i soldi, a parte che alle mogli si raccontano tante bugie, al di là di questo. E quindi lasciamo perdere sul fondamento o meno sulla effettiva corrispondenza alla realtà di questa telefonata. Ma laddove emergono delle cifre, Presidente, stiamo parlando dei 1.500 euro da portare al notaio, stiamo parlando dei 2.500 euro che dobbiamo pagare il gas o la corrente, non mi ricordo se era l'uno o l'altro, perché se no qua ci staccano il gas, ci staccano la corrente e andiamo con le pezze. E questo non è di poco conto quando andremo ad interpretare l'elemento soggettivo degli altri reati che ci contestano. Non è di poco conto quando un'attività imprenditoriale, perché qui forse sarei capace pure io di fare l'imprenditore, che è l'ultima cosa che pensavo di fare nella mia vita, faccio male l'avvocato, figuriamoci come avrei fatto l'imprenditore, ma fare l'imprenditore in questa maniera siamo forse capaci tutti. Tanto se le cose vanno bene, se vanno male c'è sempre una bella società. Non me ne voglia Senese Angelo, però questo lo devo dire, Senese, poi di fuori protesterà nei miei confronti, dica quello che vuole. C'è una telefonata bellissima di Senese Angelo a Mastro Santi, ce l'hai una società con 4 milioni di fatturato, che c'è da fare un lavoro, c'è da fare una cosa, ma ce lo siamo scordato che esistono i reati di bancarotta, che esistono le società vuote con le quali si fanno le truffe, i bidoni. Perdonatemi l'uso di queste espressioni tipicamente romanesche, peraltro io romano non lo sono, però è quello che in gergo viene così definito e che i processi ne abbiamo fatti a bizzeffe. Però una società che ha 4 milioni di fatturato, non di consistenza di capitale, al pubblico ministero non interessa nella chiave di lettura e nella chiave interpretativa dell'elemento soggettivo, che l'elemento soggettivo, figuriamoci, penserà la difesa dell'imputato a dimostrare che non esiste, l'accusa lo dà sempre scontato. E allora questo è il punto, Presidente. Per seguire l'impostazione del pubblico ministero, il Tribunale deve riuscire a fare quello che io non ho avuto la capacità di farlo, perché rileggendo un'infinità di volte quella telefonata, più di cogliere la enunciazione di questa cifra, non ho assolutamente capito da dove viene, se è stata messa, come è stata messa, con quale tempistica. Presidente, e l'ultima considerazione, dove è stata messa? Che non è di poco conto. Perché il capo di imputazione, ma non è soltanto un problema di correlazione tra la contestazione e l'eventuale reato ritenuto in sentenza, che noi auspichiamo non verrà ritenuto dalla vostra sentenza. Qui noi dobbiamo accertare che questi soldi sono stati messi nel caseificio Oro Bianco,
ma non solo perché lo dice il capo di imputazione, ma perché se abbiamo una qualche prova di un qualche interessamento di Mastrosanti in quell'arco temporale che va da marzo a giugno, è in oro bianco. E allora ritorno alla difficoltà interpretativa di quella telefonata, perché un'altra cosa certa, un altro dato certo di quella telefonata, così come spuntano queste cifre, è il fatto che Suraci Marco, che a mio avviso è molto più lucido e attendibile del mio assistito quando parla, perché veramente il Mastrosanti, non solo se si fosse stato zitto non saremmo oggi qui, ma quello che veramente dimostra che di tutta questa situazione, di questi conti fantomatici che si devono fare, di cui si deve rendere conto a qualcuno, non ha affatto le idee chiare. Suraci Marco, io non prendo la telefonata e non la rileggo perché quando ho necessità degli occhiali, Presidente, e quando li metto oramai purtroppo con queste mascherine si appannano, ma tanto so che il Tribunale la conosce. Quante volte Suraci Marco, parlando di oro bianco alla data del 6 e del 12 giugno, perché queste sono le telefonate che maggiormente ci interessano, le due significative e lunghe telefonate del 6 e del 16 giugno, ci dice che oro bianco sta a partire, oro bianco deve partire. Perché se io mi ero fermato, questa la cito a braccio perché me la ricordo e credo di essere abbastanza fedele al testo letterale, perché se io mi ero fermato a marzo, non mi ricordo la data, Angelo non c'era, Angelo Senese non gli dovevamo da niente. E allora, visto che c'è anche un'altra vicenda nella vicenda che è singolare, ma non può essere poi anche qui interpretata in maniera riduttiva, in maniera col paraocchi, la visione manichea delle prove che abbiamo, oltre l'introduzione delle prove che non abbiamo nel processo. Perché quando si compra un qualcosa e lo si paga con un assegno che si dà e si ripiglia, non ricordo se questa è la frase, o con un bonifico che entra e poi riesce, qualcosa si dovrà pur riflettere su questo. Non solo stiamo di fronte ad una attività che parallelamente cerca di portare avanti una possibile, potenziale attività imprenditoriale, se le cose vanno bene e se ce la facciamo. Ma dall'altra parte creiamo sempre una bella scatoletta, una scatola vuota, perché le scatole vuote sono sempre utili quando si fa impresa in questa maniera. E allora noi lo capiamo se anche è vero che Senese Angelo deve avere e non ammesso 100 o 112 o 113 o 150, dove li ha messi? Perché a me questo interessa non poco, Presidente, perché io non rispondo di un reato molto ben cristallizzato, che è il 648. Io rispondo di un utilizzo, di un reimpiego, di una provvista che viene da reati, e noi sappiamo benissimo, il Tribunale la conosce meglio di me, qual è la giurisprudenza. Tra l'altro è una giurisprudenza costante da quando la norma è stata introdotta nel nostro sistema penale, e tra le ultime c'è una sentenza del Presidente Prestipino del 2018, quindi una sentenza sicuramente autorevole. Io poi non ho mai capito se questa è un'omonimia o meno, qualcuno forse un giorno me lo spiegherà, però sappiamo qual è la giurisprudenza sul 648 ter. È una norma residuale sussidiaria
È una norma che ce lo dice. Questa sentenza peraltro è bellissima, perché si richiama una sentenza del 2009, ma il bello è che non è che si richiama, il bello è che me le sono lette tutte e due e se la ricopia, è un copia e incolla. E c'è il famoso discorso, il ben noto discorso, che la distinzione, la possibilità di individuare gli elementi costitutivi del 648 ter è basata sulla unicità o pluralità delle determinazioni volitive e operative, oppure dalla diversità. Se io prima riciclo e poi impiego l'impiego materiale di per sé è un post factum, perché in realtà il 648 ter deve necessariamente contenere in sé o il reato di ricettazione o il 648 bis. È un di più, perché io con un'unica determinazione volitiva ricevo, riciclo, reimmetto, ripulisco se nel caso è, e reimpiego. Allora, Presidente, noi abbiamo la contestazione che è quella che è. Da dove questi soldi, questa cifra che abbiamo la certezza che non è stata messa ma che eventualmente viene pretesa, è stata messa dove? È stata messa in oro bianco che in quei giorni ancora non parte. Non ha una logica, e proprio nella valutazione di quella logica che è stata introdotta dalla giurisprudenza come elemento probatorio valutativo del reato presupposto, siamo in una logica che è totalmente carente dei suoi basilari puntelli di sostentamento. Se oro bianco deve ancora partire e viceversa questa somma deve essere ridata per un qualcosa che era, si lascia intendere, è una delle possibili interpretazioni, perché le ho detto e le ripeto, io non sono riuscito a dare una lettura univoca di quella telefonata, ho dei dati oggettivi che ricorrono, che sono quelli di certe cifre, che pure quelle sono confuse, ma siamo in un certo ordine, ma il dato certo è che oro bianco deve partire. E noi ci dobbiamo mettere dentro Angelo con oro bianco, ce lo dobbiamo mettere adesso, perché ci servono i soldi. E qui, Presidente, perdonatemi, ma il pubblico ministero, e riprendo la sua requisitoria, perché veramente siamo al di là di ogni limite alla correttezza processuale. I soldi devono essere stati messi. Non si possono prendere gli esempi che un imputato fa nel corso di una telefonata parlando di un esempio. Mo' che facciamo? Se per esempio io ho preso tanto e devo ridare tanto, io questo ve lo leggo, Presidente, perché è un fatto che veramente non ci si può passare sopra. Eccola qua. Stiamo sempre alla telefonata del 6 giugno 2018. Io, Presidente, ho in mano la requisitoria del pubblico ministero, quindi è da lì che leggo, quindi vi leggo quelle che sono le trascrizioni delle indagini, ma l'ho detto prima, sostanzialmente coincidono con le vostre, ma quello che devo necessariamente sottolineare al Tribunale è l'inaccettabile considerazione che viene dopo da parte del pubblico ministero. E non l'ha detto in una requisitoria orale, lo mette in una requisitoria scritta. Mastrosanti e Suraci sono sempre loro che creano la situazione processuale, se no questi capi di imputazione il pubblico ministero non avrebbe saputo veramente da dove tirarli fuori. Mastrosanti stanno dicendo quant'è, quanto non è, lasciamo perdere. A un certo punto Mastrosanti dice: oh, hai capito allora? Noi dobbiamo ragionare perché quello là, che secondo l'interpretazione sarebbe quello là che sta dietro di me, alle mie spalle, mi auguro che l'avvocato Ledo lo tenga a bada se dovesse essere fuori luogo qualche mia considerazione, hai capito allora? Noi dobbiamo ragionare perché quello là
magari, che ne so, deve avere puntini di sospensione, ha cacciato 50, dovrebbe avere 70, faccio un esempio. Qui, cioè, stiamo parlando di conti che non si riesce a capire quali sono, e proprio perché i primi che non sanno quali sono i conti di cui stanno parlando sono i due interlocutori. Forse su Raci Marco qualcosa di più l'aveva capito, ma Mastrosanti non aveva capito niente. E allora Mastrosanti che cosa fa? Ho capito, allora noi dobbiamo ragionare, perché se quello là magari, che ne so, ha cacciato 50 e dovrebbe avere 70, faccio un esempio, lo trascrive la polizia giudiziaria, faccio un esempio, magari, capito, vabbè. Dal dialogo, io non l'avrei mai scritto, Presidente, in un motivo d'appello una cosa del genere. Dal dialogo si comprende che Mastrosanti beneficiava, non avrebbe voluto beneficiare, delle risorse del Senese, con il quale però gli impegni erano divenuti piuttosto impegnativi e onerosi. A fronte di un investimento di 50, lui si aspettava un ritorno di 70. Ma non è trasfigurazione, Presidente, non è mistificare la prova. In un processo dove ci abbiamo messo dentro le prove che non ci stanno, poi sentiremo Centore e nessuno l'ha sentito, poi valuteremo l'ordinanza applicativa della misura di prevenzione nei confronti di Mastrosanti, io la volevo leggere, non c'è, e quando c'è una telefonata dove uno dice gli devo dare quello, non sanno nemmeno quello che devono dire, e dice faccio un esempio, la requisitoria lo introduce come un elemento di certezza. Ed allora forse, io purtroppo non ho il carattere del dottor Minisci, che anche quando sostiene l'insostenibile ha una grande pacatezza e grandi doti e qualità dialettiche. Io purtroppo tendo ad accalorarmi con facilità, forse perché ancora dopo 38 anni, malgrado la situazione attuale della giustizia italiana, io credo ancora in questo lavoro. Ci credo come ci credevo quando ho iniziato ed ho cambiato le mie scelte di vita, però queste cose non le posso accettare, Presidente, perché il pubblico ministero deve prendere il capo, non deve scrivere queste cose, deve prendere il capo di imputazione e dimostrare con le prove la sussistenza di un elemento oggettivo del reato e di quello soggettivo, e questo non significa dimostrarlo, perché questi 150.000 euro vengono tirati fuori da una telefonata dove mi auguro che qualcuno sappia leggerla in maniera più chiara di me, ma comunque non ci dà alcuna certezza. Non ci dice che qualcuno ha messo tutti insieme cash, perché è così che possono avere una rilevanza sotto il profilo soggettivo, anche se stiamo a 24 anni, a quanto stiamo? A 23 anni, 24 anni di distanza. Ma come si può sostenere una cosa del genere? Come si può? Qui siamo sull'esitato presupposto, io anche qui so che l'argomento verrà trattato malissimo dall'avvocato De Federicis e dall'avvocato Spigarelli, verrà trattato benissimo da Domenico Leto e più non mi voglio soffermare, ma ci vuole una forzatura enorme, Presidente. Mastrosanti, è questo quello che a me interessa, Mastrosanti, allorché Senese, che ha svolto è stata documentata un'attività lavorativa negli anni, dopo la vicenda di Milano, ha svolto un'attività lavorativa che produceva un reddito, però anche qui, come vogliamo riconoscere oggettivamente la valenza di alcune cose e vogliamo anche che dall'altra parte si faccia uno sforzo verso di noi, vogliamo pensare che Senese Angelo sia un fedele e bravo contribuente della nazione italiana e quando denunciava un determinato reddito quello era, o vogliamo pensare che data l'attività e la tipologia dell'attività qualcosina in tasca se lo sia trattenuto? Non vorrei suscitare anche qui qualche spiacevole commento nei miei confronti, ma Presidente, ma come può pretendersi che Mastrosanti, ed è per questo che si deve mettere in mezzo Centore e i collegamenti ultraventennali
che risultano dalla scrivio SIDA, perché se no un elemento soggettivo come fai a sostenerlo? Mastrosanti, a distanza di tutto questo tempo, avrebbe dovuto immaginare, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, che quei soldi non siano stato frutto né di onesta attività lavorativa né di una possibile attività di chi mette a nero determinate cifre, e che non si capisce dove sono state messe, perché Mastrosanti si interessa di oro bianco, ma di oro bianco deve partire, e chissà da dove vengono, se sono stati messi questi soldi che devono essere restituiti, ma ancor più il loro collegamento, che deve essere, per quanto non legato ad una valutazione della prova così rigorosa come era una volta l'interpretazione del 648, ma secondo l'attuale giurisprudenza molto più larga della valutazione logica di una possibile riconducibilità. Ma viva Dio, ma solo la procura può andare a ricollegare i soldi che io tiro fuori nel 2018 ai soldi di 20 anni prima, quando peraltro, Presidente, non c'era neanche l'euro, perché non ci dimentichiamo anche questo. Quindi il salvadanaio, il porcellino, non è stato rotto e tirato fuori il cash di 150.000 euro. E l'elemento soggettivo di Mastrosanti, per quanto la prova interpretativa dello stesso possa essere legata a fatti dai quali desumere secondo criteri logici, eccetera, eccetera, non sto a ripetere la giurisprudenza che il Tribunale conosce, avrebbe dovuto ricollegarli a quel reato. È per questo che dobbiamo sostenere che Mastrosanti, Centore, Milano, Mastrosanti addirittura con la buonanima di Senese Gennaro, lo scrive nella requisitoria, e sto ritornando a quello che ho detto all'inizio, ma non voglio ripetermi. E questo, Presidente, è il punto. Questo, Presidente, è il punto. L'elemento oggettivo richiede che sia dimostrato che questi soldi siano stati messi in oro bianco, e questo è in contrasto con le telefonate, in oro bianco, non solo perché in oro bianco recita il capo di imputazione, ma perché è in oro bianco che è interessato Mastrosanti. Ed è necessario che si possa ragionevolmente dire Mastrosanti, oramai il concetto di non poteva non sapere non è prova logica, attenzione, però voglio scendere anche su questo. Mastrosanti non poteva non immaginare, quantomeno sotto il profilo del dolo indiretto, che quei soldi, quindi io ho tenuto, peraltro è veramente lodevole l'operato di Senese Angelo, che è un bravo risparmiatore, perché ha tenuto questi soldi tutti questi anni da parte per poi investirli tutti quanti insieme in questo contesto. Tra l'altro, e non è una considerazione di poco conto, noi oggi stiamo guardando, il pubblico ministero guarda la vicenda nel suo insieme, dove mette tutto insieme quello che sono i presunti vari investimenti. E noi, se dobbiamo valutare la posizione Mastrosanti, visto che non c'è un pezzo di prova in alcun brano di intercettazione telefonica o nessun'altra tipologia di prova che il Mastrosanti potesse essere al corrente di quelle altre vicende che riguardano questo processo, non è un profilo di poco conto, perché cosa ben diversa è impiegare una cifra su una certa attività, cosa diversa secondo quella che è la ricostruzione del pubblico ministero. A me questo interessa, che questa deve essere la valutazione che il Tribunale deve fare sulla posizione Mastrosanti Domenico. E Presidente, io forse sarò andato anche oltre quelle che erano le mie aspettative e i miei impegni con il Tribunale, però non posso non affrontare sempre quello che a me interessa, anche qui è l'elemento soggettivo, ma ne ho già in parte nella mia confusa discussione inserito a tratti gli aspetti, anche quello che è la valutazione
dell'elemento soggettivo del 512 bis, perché è vero, prima lo dicevo, devo dire la verità, forse in maniera irrispettosa mi veniva veramente da sorridere, ma l'intestazione fittizia della terza ipotesi di reato, cioè l'aumento di un capitale che non viene aumentato con niente, vengono passati a capitali delle risorse che non si sa, non ci stanno, non è aspetto di poco conto. Un'ultima cosa, Presidente, che probabilmente stavo dimenticando e che volevo ricordare al Tribunale. Sempre ritorno un attimo indietro nel discorso che stavo facendo sul reato, sul riutilizzo, perché vi è una... Ora, eccola qui, la troviamo nella requisitoria. Alla fine tutte le mie carte e i miei appunti non servono a niente, perché nella requisitoria c'è veramente tutto. Eccolo qua. Il maresciallo Recchio ci ha detto una cosa importantissima, Presidente, e io mi sorprendo di leggerlo nella stessa requisitoria del pubblico ministero, perché questa deve essere un elemento che deve indurre particolarmente il Tribunale a riflettere su quello che ho poc'anzi detto, perché a un certo punto il maresciallo Recchio, di sua sponte, mentre parlava delle vicende del caseificio Oro Bianco, l'acquisto del caseificio Terre Pontine, con tutte le singolarità che ne derivano, vi dice questo: qui vorrei fare una precisazione. Al momento in cui abbiamo avviato l'attività tecnica, le intercettazioni, il caseificio, le conversazioni rivelano come il caseificio Oro Bianco fosse già nella disponibilità degli imputati. Questo non è vero, ve lo spiego un attimo dopo. È comunque vero che c'era stata l'intestazione alle due attuali intestatarie. Quello che mi interessa è quello che dice dopo. Perciò noi abbiamo intercettato conversazioni relative al momento in cui questo caseificio era stato acquistato. Quindi noi partiamo da una situazione che troviamo già in essere. E partire da una situazione che troviamo già in essere significa che il Tribunale non ha uno straccio di elemento per andare a capire, se non che a un certo punto c'è una certa disponibilità da parte di Mastrosanti, quello che è avvenuto prima. Perché il primo capo di intestazione fittizia ci viene contestato in relazione alla data iniziale dell'intestazione da Aloisio e la Piancatelli, che stiamo parlando del giugno del 2017, quando in questa fase iniziale dalle telefonate non esce nulla. E cosa sia avvenuto e chi si sia interessato di questa intestazione, fittizia o meno che fosse, non c'è uno straccio. Noi abbiamo chiesto in sede di controesame: voi avete accertato come è stato pagato, come è stato regolarizzato l'atto di acquisto? No. Si sa soltanto che avviene in quella data, ma in quella data le intercettazioni non erano ancora in corso. Inizieranno ad agosto a carico di Senese Angelo e non riveleranno nulla che abbia a che fare con le mozzarelle. Nulla. Ma se noi dobbiamo valutare sia il reato di reimpiego sia quello di intestazione fittizia, non possiamo prescindere da questo aspetto, Presidente, perché il reato, se si consuma e si perfeziona in quel momento, e in quel momento si deve dimostrare chi c'è,
non chi c'è dopo, e che cosa ha fatto e come ha partecipato in quella fase. Ma al di là di questo, Presidente, per quelle che sono le 3 contestazioni di intestazione fittizia, io credo che veramente il vulnus principale dell'ipotesi accusatoria sia quello nel dare per scontato, perché ripeto, oramai l'elemento soggettivo del reato non è il pubblico ministero che lo dimostra, ma c'è un'inversione totale della prova, ma noi siamo di fronte ad un reato che ha un dolo specifico. Io devo intestare fittiziamente ad Aloisio e a Piancatelli una attività imprenditoriale dei beni o comunque dei valori al fine di sottrarre gli stessi alla possibilità che vengano attinte da misure di prevenzione. Ed allora, Presidente, non solo abbiamo quelle considerazioni logiche che ho fatte prima, perché la prova logica non può valere solo nei confronti e a carico dell'imputato e non può avere una valenza inversa, perché se io ho un'attività che non so come va a finire, se ho un'attività che potrebbe un domani servirmi non per risollevare le sorti di un caseificio, ma visto che le cose sono andate male, fare un'altra attività, e sappiamo bene quali possano essere, siamo al di fuori della fattispecie. Siamo al di fuori della fattispecie che richiede il dolo specifico. E questo dolo specifico, Presidente, secondo i canoni ermeneutici in base ai quali dobbiamo interpretarlo, non può non essere interpretato in base... Noi le prove poche ne abbiamo, ma quelle poche che abbiamo noi le produciamo e, come si suol dire, carta canta e villan dorme. Perché noi non parliamo di coinvolgimenti di Mastrosanti Domenico in attività criminali e in traffici di sostanza stupefacente senza che nessuno abbia mai prodotto nulla. Noi non parliamo di una misura applicativa, di una misura di prevenzione che non è mai stata prodotta dal pubblico ministero. Noi abbiamo prodotto, Presidente, e agli atti, è l'unico pezzo di carta, perdonatemi l'espressione sicuramente poco elegante, che noi abbiamo prodotto in data 6 luglio 2017. Quindi siamo esattamente in un periodo coevo a quello dei fatti. Il Mastrosanti che cosa fa? E poi qui c'è anche la testimonianza di Orecchio in sede di controesame alle mie domande. Pensa bene di intestarsi, acquistandola dalla società Lumar SRL, l'Alboreto Società a Responsabilità Limitata, e la cessione è convenuta per il prezzo di 460.000 euro. Allora noi dobbiamo sostenere che il Mastrosanti Domenico, che non si capisce come e perché possa temere di essere attinto da un'ordinanza con una misura di prevenzione, perché che cosa c'ha a suo carico Mastrosanti? Mastrosanti, questo personaggio di grande spessore criminale, è pregiudicato per reati in materia di gioco d'azzardo, una modestissima condanna per reati in materia di stupefacenti, perché anche lui ha avuto i suoi trascorsi di chi di stupefacenti ne ha fatto uso, e l'entità di quella condanna dimostra che certo non sono i 10 kg di droga portati per conto di la famosa dichiarazione del Centore, che nel processo non c'è. Non mi ricordo se è 1 anno e 4 o 1 anno e 6, Presidente, non ho il certificato sotto mano. E poi c'ha un'estorsione non aggravata che in realtà è frutto della sua, purtroppo, passione per il gioco d'azzardo, perché se qualcuno ha perso con me a Briscola o a Scopone, non lo so, o a Chemin de Fer o probabilmente in qualche altro contesto, io quei soldi non li posso pretendere, lo sappiamo bene, e invece il Mastrosanti li ha pretesi. Ecco, questo è lo spessore criminale del Mastrosanti.
ma ancor più il Mastrosanti teme di essere attinto da una misura di prevenzione e quindi intesta fittiziamente il grandissimo valore di oro bianco, specie quando si fa un aumento di capitale fittizio, a terze persone, perché, ce lo dice il pubblico ministero, ha un procedimento in corso che è la vicenda per la quale viene arrestato proprio nel corso di questa indagine. A un certo punto, in questo processo, alla fine di giugno, se non ricordo male, Mastrosanti risulta da queste indagini, viene attinto da un'ordinanza di custodia cautelare, operazione terza età, probabilmente mi ci dovranno tirare dentro pure a me, direbbe l'avvocato Lello, la terza età, viene attinto da questa ordinanza e quindi anche in virtù di questo carico pendente non ne ha nessun altro, lui avrebbe operato questa intestazione fittizia. Quindi l'esistenza di un processo a suo carico di cui il Mastrosanti ancora non è a conoscenza, perché quando ci sono le vicende delle asserite intestazioni fittizie, ma asserite sì, saranno pure intestazioni fittizie, a me quel che interessa è l'elemento psicologico del reato, che le due fossero le prestanome nel momento in cui si va a fare quell'operazione di acquisto del ramo d'azienda di Terre Pontine, ma su quello non stiamo certo a discutere, Presidente, ma che vogliamo veramente prendere in giro, prima ancora che il Tribunale, che sarebbe una mancanza di rispetto gravissima, prendere in giro se stessi. Ma quello che a me interessa è l'elemento psicologico. Io devo farlo perché ho paura di un'eventuale misura di prevenzione e io ho paura di un'eventuale misura di prevenzione in virtù di precedenti che risalgono a 30 anni addietro, che hanno quella rilevanza ridicola che hanno, ridicola, sono sempre condanne per carità, però stiamo parlando di reatucoli in materia di stupefacenti e di un'estorsione da tavolo da gioco e di un procedimento di cui io non ho contezza. Peraltro un procedimento sul quale lui viene attinto da un'ordinanza di custodia cautelare, ma Mastrosanti è stato poi scarcerato dal Tribunale della Libertà e il processo ancora sta al carissimo amico, perché non è di quei processi che evidentemente sta a cuore alla Procura di Roma, perché quelli corrono sul binario preferenziale. E quindi i timori di Mastrosanti sono sostanzialmente dovuti all'esistenza di un processo di cui non conosce l'esistenza e contemporaneamente però si intesta 3 società, perché io le altre 2 non avevo la documentazione e non ve l'ho prodotta. Il Mastrosanti, come spesso accade quando sono in stato di detenzione, non hanno più nemmeno la capacità di farci avere quei documenti che normalmente vengono conservati da qualsiasi buon gestore di un'attività imprenditoriale, però ce lo dice il maresciallo Recchio, sempre nella deposizione in sede di controesame, quando lei chiese ma questo legame storico con la famiglia Senese, lei da dove lo evince? Dal SIDA, perché nel SIDA, adesso non mi ricordo, forse c'erano delle ordinanze o delle informative o delle sentenze, non lo so, però quando abbiamo messo il nome Codino è uscito fuori Mastrosanti. Questa è la valenza probatoria, Presidente. E in virtù di questa situazione che doveva veramente creare un grande timore a Mastrosanti nell'intestarsi un qualcosa che possa avere un certo valore, nel giugno del 2017 si intesta 460.000 euro di valore di una società. Si commenta da solo, Presidente. Un ultimo aspetto, e veramente qui non posso che essere davvero molto rapido per le ragioni che ho detto prima, perché in questo processo non si è parlato delle aggravanti del 416 bis 1, in questo processo si è parlato di associazione e quindi ritengo opportuno che che gli aspetti che effettivamente riguardano il tema dei temi, perché fino adesso abbiamo parlato degli aspetti
secondari del processo, perché questo processo esiste e la irrilevanza di questo processo è il 416 bis che non essendosi potuto contestare come ipotesi autonoma di reato si infila come aggravante. Qui Presidente io non lo so, certe volte mi viene veramente da fare delle considerazioni che dovrei tenermele per me stesso, ma non ci riesco. Mi capitava l'altro giorno, stavo leggendo, a me interessano particolarmente le letture di storia, e stavo leggendo alcune considerazioni sul numero delle crociate. Alcuni storici dicono che ne sono state, che le crociate siano riconducibili al numero di 8, qualcun altro non è d'accordo e chi dice 9, chi addirittura arriva ad 11. Io Presidente lo devo dire perché non posso uscire da quest'aula di giustizia, malgrado io difenda soltanto la posizione di Mastrosanti Domenico, questa è la 4ª crociata della Procura di Roma. Questa è la 4ª crociata della Procura di Roma all'insegna di un 416 bis. 4ª, forse ultima, ci auguriamo. Le guerre di religione ancora ce le portiamo dietro, abbiamo smesso di combatterci tra nazioni dell'Occidente, ancora vediamo che le guerre di religione insanguinano il mondo. Qui siamo in una situazione da guerre di religione. Questa è una crociata dove si deve a tutti i costi sostenere un 416 bis e quello che non si è riuscito a portare avanti come forma di reato associativo si cerca di rinfilarlo dentro con un 416 bis 1. Dove, ripeto ancora, io non ho capito, e ce lo chiarirà l'avvocato Leto, se qui mi devo difendere dall'aver agevolato un'associazione che si chiama Associazione Camorristica Senese, operante a Roma, o se mi devo attenere al capo di imputazione. Qui c'è un annullamento del Tribunale del riesame, che non è di poco conto, ma non è di poco conto perché quello che evidenzia è quello che ancora oggi è immanente in questo processo. La stessa assenza di una chiarezza e di una lucidità nell'impostazione accusatoria, perché io stesso, seguendo il dottor Minisci nelle sue chiarissime e lodevoli esposizioni, io ancora devo capire se io Mastrosanti mi devo difendere per aver agevolato un clan senese o mi devo difendere dall'aver agevolato l'attività di un'associazione di tipo mafioso denominata Camorra, con articolazioni territoriali, eccetera, eccetera. L'argomento è estremamente complesso, Presidente, per questo io non voglio, ma estremamente complesso non tanto per gli aspetti giuridici, perché oramai con l'ultima sentenza delle sezioni unite su quegli aspetti oramai vi è una sufficiente chiarezza e veramente ogni tanto escono fuori dalla Cassazione delle sentenze lodevoli. Ma qui il problema è principalmente in fatto, il problema è in fatto, ed è per questo che l'aspetto non ritengo che sia assolutamente opportuno, non ho neanche gli strumenti, non ho la capacità per affrontarlo. Sarà l'avvocato Leto, quando è lunedì che inizierà probabilmente, sarà l'avvocato Leto che vi spiegherà tutta la storia di Senese Michele e di Senese Antonio e di Senese Angelo. Però io ancora non ho capito da quale devo attenermi al capo di imputazione e quindi mi devo difendere, e mi è molto più semplice, dall'aver agevolato la Camorra. Perché cosa ci dice la giurisprudenza? Ce l'ho o me la sono dimenticata? Se no la citiamo a braccio. No, ce l'ho, eccola qui. Cioè, la natura dell'aggravante, oramai lo sappiamo qual è. Si disquisiva, oggettiva, soggettiva, bla bla bla, non perdiamo tempo. Cosa è necessario? Al di là che esista un'associazione, perché un conto è il metodo, e il metodo ce lo siamo preso in tanti processi, perché basta che io vado lì ed evoco con qualcosa che possa incutere un certo timore e il metodo c'è. Ma cosa diversa è l'agevolazione.
perché l'agevolazione presuppone che ci sia un contesto associativo che io agevolo e nel cui interesse io agisco, che deve essere un interesse del contesto associativo, non di Senese Angelo, se anche Senese Angelo fa parte di un clan mafioso, perché questa è l'impostazione che a me interessa nella posizione di Mastrosanti. Senese Angelo non fa parte di nulla, questo lo sappiamo, non fa parte di nulla, ma che cosa fa Mastrosanti Domenico nella condotta che è oggetto di valutazione in questo processo? Investe eventualmente, se così è, dei soldi che gli avrebbe dato Senese Angelo. E il collegamento qual è? Che lo sanno tutti? Che Senese Angelo non è che il fratello di Senese Michele, non me ne voglia Senese Michele dall'altra parte, che è il capo dei capi, su Roma per fortuna, perché il capo dei capi era qualcun altro che lasciamo perdere il suo spessore criminale. Io trovo gravissimo che l'abbiano fatto morire in carcere fino all'ultimo respiro, chiunque esso sia stato nella sua vita, perché questo è un segno di imbarbarimento, Presidente, ed è uno di quei segni di imbarbarimento che poi ci portiamo dietro nei processi e che portano a questo. Chiunque sia stato Totò Riina, io sono rimasto indignato e disgustato, Presidente. La prego però di ritornare al tema della discussione. Ha perfettamente ragione, Presidente. Però questa è la situazione. E allora noi ci troviamo in una situazione in cui a Mastrosanti Domenico viene contestato di aver agevolato la camorra attraverso questa attività imprenditoriale svolta insieme a Senese Angelo. E allora l'elemento soggettivo che la giurisprudenza oramai ha insegnato che deve essere individuato non è di meno rilevanza rispetto a un altro aspetto, all'effettiva agevolazione. Perché cosa ci dice la giurisprudenza? Non solo Mastrosanti Domenico, affinché si configuri quell'aggravante, deve sapere quel che qui si dà per scontato, ed è il famoso non poteva non sapere, che purtroppo è sempre più immanente in tanti processi che si celebrano in Italia, ma doveva avere anche la consapevolezza che quella sua condotta non agevolava la persona e il singolo soggetto di Senese Angelo, ma agevolava una più vasta associazione che, secondo il capo di imputazione, è la camorra intesa nella sua più ampia accezione. Io, Presidente, credo di non dover dire veramente più nulla, forse sono andato, non forse, il forse lo tolgo e me ne assumo tutte le responsabilità, sicuramente sono andato oltre sia nel tempo che nello svolgimento delle considerazioni. C'è un'unica richiesta che voglio aggiungere a quella di una soluzione più ampia, con la formula più ampia su tutti i capi di imputazione, è quella di una sostituzione della misura, Presidente. Avevamo acquisito prima di quest'estate la relazione dal carcere di Mastrosanti Domenico, che evidenziava l'esistenza di alcune patologie che in maniera molto sibillina quella relazione considerava il quadro non è critico. Se il quadro diventa critico sono problemi, Presidente, e mi auguro che ciò non avvenga. Perché Mastrosanti Domenico, che oramai è in carcere, non ho fatto il conto di quando, ma insomma non è poco tempo che è detenuto per questa vicenda, ripeto, una persona che ha dei precedenti remoti come quelli che ha il Mastrosanti è affetto da due patologie che non sono di poco conto e che peraltro sappiamo bene come nel trascorso periodo dell'emergenza della pandemica tutte le problematiche di carattere respiratorio, che a loro volta sono legate a quelle di carattere cardiocircolatorio, non venissero ritenute di scarsa rilevanza. Ecco, il Mastrosanti, io vi produco questa relazione del dottor Pirrone, che su autorizzazione del Tribunale abbiamo mandato presso il carcere di Frosinone
a visitare il Mastrosanti. E il dottor Pirrone non può far altro che confermarvi l'esistenza di due patologie importanti e peraltro significative, perché reciprocamente ingravescenti l'una con l'altra, perché il sistema cardiocircolatorio ed il sistema respiratorio sono in stretta connessione funzionale tra loro. Ha una patologia legata al ritmo cardiaco, che è caratterizzata da una fibrillazione arteriale parossistica e da un flutter arteriale. Peraltro il soggetto ha una situazione respiratoria di broncopatia cronica, enfisamatosa, che necessitava inalazioni per crisi respiratorie anche notturne, che via via divenivano più frequenti e alteravano il ritmo del sonno. Peraltro sappiamo bene che alterare il ritmo del sonno può essere spiacevole, perché dormire piacevolmente è sicuramente un momento di riposo a cui tutti aspiriamo, ma alterare la funzione respiratoria durante il sonno, e mi sorprende che il medico non me l'abbia scritto, e quando gliel'ho detto, ma è avvocato, ma non c'è bisogno che lo scrivevo, lo sanno tutti, perché influisce sulla funzione cardiocircolatoria. La dispnea notturna è notoriamente una patologia che, oltre a provocare nell'immediato quella spiacevolissima sensazione di svegliarsi con il senso di affanno perché ti manca l'aria, crea uno stato di agitazione e di aumento del ritmo cardiaco che in una situazione patologica di questo genere sicuramente non è da trascurare. Io, Presidente, quindi ribadisco a verbale le conclusioni su quella che è la vicenda processuale di una soluzione con la formula più ampia, ma mi permetto di insistere con il Tribunale per una sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, che credo, sotto un profilo dell'afflittività, perché spesso si finisce a sostituire al principio della idoneità quello dell'afflittività. Se non è sufficientemente afflittiva non ci va bene. Io credo che una misura degli arresti domiciliari, con le eventuali precauzioni ed ulteriori restrizioni che il Tribunale potrà valutare, sia più che idonea ed adeguata a prevenire l'eventuale reiterazione di reati che comunque noi riteniamo un'ipotesi estremamente remota. Se il pubblico ministero vuole... Ha fatto un'istanza scritta, avvocato? Prego? Ha fatto un'istanza scritta? No, l'istanza scritta non l'ho fatta. E ha indicato allora, o vuole indicare anche qual è il luogo dove dovrebbe andare ai domiciliari? Non ho capito, vuole indicare? Quale dovrebbe essere il luogo degli arresti domiciliari? Il luogo degli arresti domiciliari è l'abitazione dove vive la famiglia, credo via delle Rondini, è l'abitazione dell'imputato, non vorrei sbagliare, addirittura mi ricordo 133 per caso, perché risulta anche da Mastrosanti, qual è il luogo dove lei ha il suo dove c'è la moglie e il figlio. Facciamoglielo dire a lui l'indirizzo preciso, se lei non lo sa, avvocato. Allora, lo vuole dire al microfono, Mastrosanti? Se lo faccia dare. No, sta andando al telefono? No. Comunque, Presidente, è l'indirizzo della sua abitazione, vi do per certo via delle Rondini, non ricordo con esattezza il numero civico. Vediamo, adesso ce lo facciamo là. Posso nel frattempo... Allora, forza Mastrosanti, qual è il suo indirizzo? Via delle Rondini, intanto qual è la città, qual è? Roma. Roma, via? Delle Rondini. Sì? Numero 136. Numero 136. Giusto? Sì. Bene. E intanto quindi la difesa deposita documentazione medica, diamo atto anche che la difesa deposita documentazione medica, relazione di visita specialistica sulla persona del Mastrosanti.
Allora, il Tribunale premette che si riserva l'adozione del provvedimento fuori udienza. Il Pubblico Ministero intende esprimere un parere o vuole che... No, il Pubblico Ministero ritiene che sia più corretto che poi ad interloquire sia il titolare del procedimento che... Quindi il Tribunale chiede comunque di dispone poter usufruire del termine previsto. che la richiesta sia trasmessa al Pubblico Ministero titolare al fine del proprio parere, a cura della Cancelleria. E mandiamo anche in copia la relazione di visita specialistica che per ora allego al verbale di udienza. Va bene, quindi ha concluso, Avvocato Vincentini. Io ringrazio il Tribunale per la consueta attenzione. Grazie a lei. Grazie e a voi, passiamo Presidente. alla difesa del Leone. Prego. Vorrei spostarmi avanti. Sì, come ritiene? Come Presidente, più chiedo comodo. scusa, sono l'avvocato Leto, mi devo allontanare, lascio la collega in sostituzione. La collega chi? Sempre Avvocato Angelini, Presidente. Ilaria Angelini, 97 quarto comma, 102, come vogliamo? Sì, tanto stiamo facendo finta. Come la indichiamo? 102? 102, va 102, bene, grazie. benissimo. Presidente, anch'io mi allontano. E se Quindi posso portare 102 anche l'Avvocato lei, Angelini? Grazie. Grazie Avvocato. La difesa del Mastro Santi si allontana. Buongiorno. Mastro Santi dov'è? Nel frattempo si è allontanato o intende rimanere? Non ho capito. Perché non lo vediamo più. Facciamo una telefonata. Ah, temporaneamente, va bene, va bene. Allora noi proseguiamo con le conclusioni della difesa Leone. Prego. Sì, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, giudice Allatere. Io già anticipo che all'esito di questa nostra discussione depositeremo una memoria scritta che abbiamo cercato di contenere in quante meno pagine possibili, forse ci siamo riusciti, e condensa un po' tutti gli accadimenti del processo, tutte le prove che sono emerse e veicolate al Tribunale. Ed è una memoria che è necessaria perché questo processo, anzi nello specifico la posizione di Tonino Leone, secondo me è la più complessa di tutte. È la più complessa perché condensa normative estere, condensa delle prassi di settore, va a condensare istituti di diritto e delle indagini, no, che sono risultate essere gravemente incomplete. Su questa incompletezza io non volevo dilungarmi troppo, ma alla luce anche dell'interlocuzione del Pubblico Ministero dell'altro ieri, ritengo che si sia equivocato in qualche modo quello che poi è un'indagine incompleta. Quindi sono costretto, no, a richiamare, come poi è contenuto anche nella memoria, quello che ha detto e ha scritto il giudice europeo, la Corte europea, che ricorda a tutti gli Stati membri che devono assicurare a ogni cittadino un diritto ad un approfondimento che sia ampio ed effettivo, che sondi ogni itinerario possibile. È proprio un obbligo procedurale più che un diritto, ed è un obbligo procedurale. Il giudice europeo ha una penna finissima, no, che discende dall'articolo 3 della Convenzione. L'articolo 3 che riguarda tutt'atto, no? È il divieto sostanziale di maltrattamenti e torture, ma vedremo, no, che c'è stato un maltrattamento della posizione di Leone, un maltrattamento reiterato e per certi versi anche inspiegabile. E soprattutto spetta a voi, Presidente e giudice Allatere, no, garantire un'equità complessiva di questo processo e censurare anche le prospettazioni accusatorie laddove non sorrette, no, dal prove o evidenze, no, che tengano conto di tutto. Il maresciallo Recchio ci ha ricordato che Tonino Leone è un cittadino svizzero di origine italiana, anzi lo ha scritto 40 volte nella sua
informativa, lo ha detto in udienza, ha detto che parlava addirittura non perfettamente la lingua italiana e che, qui ricordo all'udienza del 15 marzo 2021, riferiva: è nato in Italia in località L'Equile e al momento delle indagini era residente in Svizzera già da diversi anni. Io quindi mi domando, no, per quale ragione, no, il 7 luglio del 2020 gli investigatori c'è stata una farsa, perché sono andati alle 3:30 di notte, quindi non il pomeriggio, non la mattina, sono andati alle 3:30 di notte presso l'abitazione di famiglia di Tonino Leone. Lì c'era la mamma di Tonino Leone, che è una nonna ultra ottantenne, alle 3:30 di notte, in piena pandemia, con le mascherine. Evidentemente si saranno compiaciuti, no, nel vederla piangere, del tutto sorpresa, no, di questo accesso, dove hanno spostato divani, hanno spostato letti. Io non ho capito per quale ragione, sapevano dove era. Io immagino che il maresciallo Orecchio avrà pensato: ma perché sono andati all'Equile? Se lo sarà chiesto sicuramente, che poi l'Equile è forse tra i borghi più brutti d'Italia. Io mi sono informato, 2000 abitanti nell'entroterra, lontano dal mare. Era evidentemente un atto funzionale, no, all'accusa, e vedremo anche perché. Successivamente Tonino Leone, che è dannatamente innocente, ha chiesto a quel punto di essere interrogato dal pubblico ministero, e lo ha chiesto il 18 settembre del 2020. In quell'occasione ha chiesto di essere interrogato, no, per videoconferenza, perché la pandemia è nota a tutti. Io stesso, no, sono stato 43 giorni, quando non mi avete visto per 43 giorni ero schienato a casa e per 20 giorni respiravo a fatica. Ha detto: no, non vorrei essere interrogato per videoconferenza. Il pubblico ministero risponde con una fissazione nel territorio romano di quell'atto istruttorio, senza neanche rispondere, no, sullo specifico punto della videoconferenza. Si reitera il 24 settembre nuovamente, no, l'istanza negli stessi termini, anzi descrivendo le ragioni, no, che sostenevano la videoconferenza, ragioni di salute. Nulla. È stato confermato l'interrogatorio a Roma, con tanto di telefonata in studio 1 o 2 giorni dopo, dove dalla segreteria del pubblico ministero ci chiedevano la cortesia di fare 2 righe, no, di rinuncia all'interrogatorio. Ci chiedevano questa cortesia, evidentemente per la latitanza era debole fino a quel punto, e quindi serviva un elemento, no, ulteriore, che poi ha dato opportunamente e a ragione la possibilità al GUP e al Tribunale di dire: sì, Leone è latitante, perché non venendo in Italia a rendere l'interrogatorio si è sottratto alla cattura. A cavallo tra le 2 istanze di Tonino Leone di essere interrogato c'è questa famosa richiesta di assistenza giudiziaria mandata in Svizzera, che il pubblico ministero ha prodotto, no, l'altro ieri, questi documenti di accompagno che non so a quale tranche si riferiscano, ma il punto non è questo. Vede, Presidente e giudici, a me alla difesa di Tonino Leone non interessa poco, no, se il pubblico ministero ha iscritto un nuovo procedimento, perché comunque la richiesta è dopo la conclusione delle indagini. Se le ragioni, il metodo, no, diciamo, acquisitivo non interessa poco, perché sono documenti che abbiamo depositato noi. Io qui ne ho una parte, no? Ricordate al Tribunale quando sono venuto col trolley, no? Avevo chiesto di poterli lasciare perché non volevo riportarmeli a casa e rivenire qui, e mi spiace di questo peso, no, che vi ho dato. Ma dicevo, l'aspetto più antipatico semmai è un altro. Cioè il pubblico ministero, nella sua requisitoria e nella sua memoria scritta, non ha speso una sola parola sulla documentazione bancaria prodotta. Si noti, la stessa documentazione bancaria che lo stesso pubblico ministero, nella sua richiesta di assistenza giudiziaria, riteneva essere necessaria e indispensabile per il compiuto accertamento dei fatti. Quindi la ritiene indispensabile e necessaria. La deposita la difesa, a lui arriva in ritardo, però non la legge, non è d'atto, non dice una parola. Io me la sono letta 3 o 4 volte, non ha detto neanche una parola. Quindi che cosa sta dicendo? Sta dicendo che al Tribunale che se l'avvocato Lippi deposita i faldoni di documentazione bancaria, lui non li vuole leggere, non gli interessa.
Quindi si arriva a un sovvertimento davvero antipatico. Io sono in imbarazzo, io avrei voluto discutere 10 minuti, no? Perché mi sembra tutto abbastanza chiaro, ma ci troviamo di fronte a un sovvertimento in cui non è Tonino Leone che trasferisce denaro per nascondere un'origine illecita, ma per certi versi è il pubblico ministero che, non parlando della documentazione bancaria, con un contegno diciamo omissivo, no? Vuole ostacolare un accertamento effettivo della provenienza di quel denaro, perché qui dobbiamo, cosa dice il giudice europeo? Indagini effettive, leali, qui dobbiamo essere effettivi, non dobbiamo ragionare come fa il pubblico ministero in modo davvero illogico, cioè ritenere, no, che la provenienza del denaro che viene dalla Svizzera possa essere ricavata dai movimenti che il denaro fa a valle, movimenti che abbiamo visto, no, all'insaputa di Leone, senza indagare a monte, no, all'origine, quei soldi che stanno in Svizzera, di chi sono, non se ne interessa. È una rivisitazione, no, per così dire, anche del lupus etanius di Fedro, no? Lì ricordiamo tutti, no, lì c'era l'illogicità, poi vince la prepotenza in quella favoletta. Queste erano tra le favole che la mia insegnante cattivissima al ginnasio ci faceva imparare a memoria, ma adesso tornano utili, perché quando l'Agnellino prova, no, a interloquire con il lupo e domanda qui possum fece facere quod quereris lupe, qui possum queso, dice come posso, qui domanda anche il leone, no, al pubblico ministero che non è presente purtroppo, come posso fare quello che lei sta dicendo? E questo è un interrogativo che tornerà, no, in questa discussione. Però ecco, prima di passare al merito, che arrivo, sarò molto spedito, mi auguro, però prima di passare al merito io vorrei eliminare, sgomberare un possibile equivoco, perché non vorrei che si pensasse Leone è latitante, i latitanti si sottraggono alla cattura perché sono colpevoli, quindi Leone evidentemente è colpevole. No, io su questo aspetto davvero, io ho parlato tante volte con il dottor Leone, questo aspetto lo vorrei sgomberare, perché io so profondamente, per averla sentita da molto vicino, no, che cosa vuol dire la frase ai 2 mesi di vita. Per fortuna non me l'hanno detto a me e purtroppo ci avevano preso in quel caso, ma è una frase che rivoluziona tutto. Io so che Tonino Leone non segue per videoconferenza perché è stato giustamente scritto, no, che è in salute, però è una persona a cui è stato asportato un tumore e che in piena pandemia ha voluto esercitare il suo diritto alla salute come preminente rispetto al diritto alla difesa. Lui, sì, sta bene, ma non è guarito, perché lo sappiamo, se io ho un tumore ci sono 5 anni almeno, no, in cui bisogna prendere dei farmaci, e quindi c'è un ricordo quotidiano, no, di una battaglia che è stata vinta, ma una guerra che continua, e quindi per quanto possibile pregherei il Tribunale, no, di non tenere questo aspetto procedurale, sia pure significativo, no, come dirimente o di aiuto, no, verso la ricostruzione dei fatti. Perché Tonino Leone è una persona che lavora dalla mattina alla sera, io ogni volta che chiamo la Sofirej c'è sempre. Anche quando tutti i suoi 26 dipendenti, no, vanno a casa a cenare, lo chiami alle 20:30, risponde da solo, ovviamente non c'è più la segretaria Catherine Sanchez, che non è l'assistente alla direzione, come ha detto il pubblico ministero, ma è una segretaria, lei è andata a casa. Questo tema della malattia è un tema che comunque è emerso anche nel corso dell'istruttoria. Anch'io mi sono meravigliato quando ho chiesto a Zimmerman e a Favre, ma ha saputo della malattia di Leone? Anch'io sono rimasto sorpreso come il Tribunale quando mi hanno detto di no. Certo, lo ha spiegato Leone, no, nella sua memoria, ha detto guardate, io non l'ho detto a Zimmerman e a Favre perché sono 2 ottimi clienti, se io dico loro che ho 2 mesi di vita però mi sto curando, questi se ne vanno in un'altra fiduciaria, perché abbiamo visto anche questo aspetto, in Svizzera si è obbligati ad avere un revisore contabile per certe società e certi importi, c'è un obbligo, quindi ti deve seguire la contabilità, un professionista che ha tutta una serie di requisiti, è una persona che deve essere limpida, nessun carico pendente, controlli che si fanno ogni anno, e Tonino Leone è uno di questi. Proseguo spedito nel merito perché
ritengo che l'istruttoria abbia chiarito, ce ne siamo accorti un po' tutti, come i finanziamenti di Tonino Leone avevano questa doppia vita, no? In Svizzera erano dei normali contratti di finanziamento che ogni cittadino svizzero era obbligato a fare. Perché? Perché era stato introdotto questo tasso di interesse negativo, che era un'assoluta novità, ed è il primo cardine dell'antefatto, no? Per cui poi è processo, l'introduzione di un tasso negativo. Dalla Svizzera i soldi arrivavano in Italia e questo denaro, oggetto dei finanziamenti, subiva le ingerenze dei due milanesi, no? Sorrentino e Vestiti, che tentavano di ritagliarsi una porzione di utile, un'utilità da quel denaro. Certo, qui Napoli ci dirà se era usura, se erano degli accordi extracontrattuali leciti, se non lo erano, perché a Napoli si discute di questo, no? Di questi movimenti, di queste ingerenze dei milanesi. Qui invece si tratta, no, di capire se Tonino Leone, attraverso i suoi trasferimenti, ha riciclato denaro o se quel denaro era suo. I milanesi però non tenevano conto del secondo cardine dell'antefatto, sono soltanto due, ovvero della crisi economica che stava colpendo il settore dell'abbigliamento. Infatti i milanesi, lo abbiamo visto in queste ultime udienze, avevano dannatamente sbagliato i soggetti da finanziare, perché questi erano realtà giuridiche in profonda crisi economica. Quindi il denaro ricevuto dalla Svizzera non veniva impiegato per gli affari virtuosi che avrebbero consentito ai milanesi di ritagliarsi un utile, ma finiva alle banche, venivano tappati tutti i debiti, no, che erano in essere. Adesso ci arriviamo, ma davvero molto brevemente. Tonino Leone, come ha conosciuto Sorrentino e Vestiti? Ce l'hanno detto loro, l'ho detto anche lo stesso Leone nella sua memoria. Lui andava con la moglie a Cernusco sul Naviglio, vicino Milano, lì i milanesi lavoravano presso la UTC, era uno dei fornitori della UID. La UID è questa società di Tonino Leone, che aveva Tonino Leone, si occupava proprio di abbigliamento, aveva 3 negozi a Ginevra e si riforniva anche dalla UTC, era un ottimo cliente, era uno che acquistava abbigliamento che veniva venduto a Ginevra. A un certo punto le strade, no, di Tonino Leone e dei due milanesi si uniscono. Perché si uniscono? Perché i milanesi avevano la UTC che per delle ragioni da ricondurre alla divergenza della proprietà che non era loro sarebbe tornata in Campania, e Leone aveva questa Sofiresco, questa società fiduciaria che proprio in quegli anni cominciava a prendergli sempre più tempo, quindi non ne poteva più di andare a Cernusco sul Naviglio con la moglie a cercare i capi di abbigliamento. Era una cosa che alla moglie faceva piacere, ma lui pesava, perché aveva da mandare avanti, ripeto, una fiduciaria che cominciava, grazie anche alla professionalità del Leone, ad avere sempre più clienti, quindi sempre più tempo da impiegare verso un'attività che è molto complessa, quella del Leone. Quindi cosa succede? Si uniscono, o meglio, all'inizio i milanesi aprono la Unimoda nel 2013, poi dopo 2 anni Leone si associa con loro. Era una scelta molto furba quella di Leone. Leone cosa ha pensato? Non riesco a stare dietro la UID, non mi va di venire qui a Milano a prendere l'abbigliamento. Se questi 2 milanesi vengono in Svizzera, ci associamo, loro conoscono tutti, stanno nel settore dell'abbigliamento da decenni, mi curano i negozi che a quel punto sono divisi per 3, però io non faccio più nulla, loro si occupano della disposizione della merce, loro si occupano appunto di tutto. Poi abbiamo visto che la Unimoda, il negozio di Rue de Lac, sarebbe andato parzialmente incendiato, gli altri 2 non riuscivano, no, a reggere il carico di smaltire i capi in stock, e quindi la Unimoda sarebbe andata a non riuscire più ad essere una società economica, ma questo soltanto più tardi. Quindi questa è la conoscenza di Leone con i 2 milanesi. Quindi facciamo un mezzo passo indietro, quindi ritorniamo agli inizi di questa conoscenza, no? O meglio agli inizi di quando si associano, e quindi siamo nel 2015,
E nel 2015 che cosa accade? Non mi ripeto, c'era questa introduzione dei tassi negativi e Tonino Leone incamera 4.700.000 euro da alcune operazioni fatte con Pierre Zimmermann. Quindi si ritrova ad avere 4.700.000 euro come documentate, no, nella documentazione bancaria, e in un periodo di introduzione dei tassi negativi, perché come scritto nell'articolo che ho depositato all'udienza del 17 settembre, in Svizzera questi tassi negativi pensavano potesse essere una novità che sarebbe durata qualche mese, 6 mesi, poi sono ancora presenti ancora oggi, ma all'inizio non si sapeva bene quanto sarebbero durati. Quindi Tonino Leone che cosa fa? Prima acquista una casa per il figlio, acquista una fiduciaria, la IKBF, dove lavora Eric Boucher, acquista una casa a Milano e poi chiede consiglio ai milanesi. Prima di arrivare al perché ha chiesto ai milanesi di consigliargli degli investimenti, deve essere chiarito come i svizzeri hanno reagito a questa introduzione, e ce l'hanno detto 2 cittadini svizzeri che sono venuti in questo processo. Daniel Favre ha detto che era stato obbligato a dover investire, udienza del 19 maggio 2021, pagina 35. Pierre Zimmermann invece ci ricorda, no, come dal 2015 c'erano state, qui leggo testualmente, 2 cose. Prima di tutto l'interesse negativo, e la seconda richiedeva molta più compliance, un trasferimento di soldi, quindi molte verifiche. E gli domando a quel punto, per quanto riguarda la sua esperienza e il suo investire, questa introduzione che cosa ha comportato? E Zimmermann ci dice una cosa molto indicativa, ci risponde: abbiamo preso più rischi per negoziare. Io ad esempio prima del 2015, io personalmente prima non facevo dei prestiti, poi nel 2015 ho iniziato a fare dei prestiti perché non potevo lasciare il denaro in banca e pensavo che non era giusto pagare un interesse negativo. L'11 giugno 2021, pagina 9. Quindi il pubblico ministero non può sorprendersi che Tonino Leone, di professione revisore contabile, avesse cominciato a fare dei prestiti o avesse avuto l'intenzione di fare dei prestiti con il suo denaro, perché anche Zimmermann, che l'abbiamo visto, miliardario, aveva cominciato proprio nel 2015, perché prima di allora tenere i soldi in Svizzera rendevano il 2 e il 3% così, in banca, non investiti. Dal 2015, meno 0,75%. Perché Leone va dai milanesi a chiederlo? Abbiamo visto, ha fatto qualche investimento personale, ma è una scelta che non può sorprendere in alcun modo, perché Leone, lo abbiamo visto, aveva la società WID che si occupava di avviamento, ce l'aveva dal 2005, quindi erano più di 10 anni che lui aveva avuto modo di andare a Milano, di conoscere come il nostro paese sia leader, sia capitale della moda, e come funziona il settore dell'abbigliamento, no? Dove si comprano degli stock molto grandi, 300.000 euro di giubbini Colmar, si dividono in stock più piccoli e poi vengono rivenduti con un aggravio di prezzo per ogni singolo stock, e su quello si ricava un utile. Quindi Leone, che si trova ad essere divenuto socio con i 2 milanesi, chiede a loro: scusate, potete, voi che state da decenni nel settore dell'abbigliamento, sapete di qualche imprenditore che ha bisogno, no? Questi che cosa fanno? L'abbiamo appena detto, no? Si compra lo stock e poi si rivende, ma quando si compra lo stock già si conoscono i futuri acquirenti dei singoli stock, quindi è un'operazione che si fa. Poi sappiamo, la crisi economica ha destabilizzato questo business, no? Oltre alla conoscenza del settore dell'abbigliamento c'era anche una fiducia che Leone aveva nei 2 milanesi. Erano prima i suoi fornitori, poi i soci, e andavano d'amore e d'accordo, no? Un altro aspetto da chiarire: i soldi di Leone non erano soldi di investitori, soldi della fiduciaria, erano proprio i soldi personali di Tonino Leone,
questo aspetto non è ancora stato capito da qualche collega. Noteremo insieme, ma la documentazione bancaria è già stata prodotta, come prima di ogni finanziamento di Leone, che Leone faceva attraverso le società Sofirecia e Silver Square, c'era un giroconto dal conto personale di Tonino Leone verso la società. Perché faceva questo? Lo ha spiegato nella sua memoria. Se io in Svizzera faccio un finanziamento da persona fisica a persona fisica, non ho nessun aggravio di fiscalità, non ho nessuna tassazione. Se lo faccio da persona giuridica a persona giuridica è la stessa cosa. Se lo faccio da persona fisica, Tonino Leone, a persona giuridica, lì lo Stato mi richiede una porzione di tassa. Lui ovviamente è espertissimo di fiscalità e quindi, ma adesso lo vedremo singolarmente per ogni finanziamento, perché ogni importo è preceduto dal giroconto, è una cosa fatta al centesimo. E che il denaro di Tonino Leone, quindi che il denaro della Svizzera, appartenesse a Tonino Leone e non al cosiddetto clan senese, ce l'ha detto anche il maresciallo Recchio. Nel maresciallo Recchio, qui saranno venuti i brividi al pubblico ministero, il 15 marzo del 2021, pagina 118. Pagina, scusi? 118. Va a dire, non è che noi diciamo che quelli sono soldi dei senesi, quelli della Sofirecia. Noi diamo atto del fatto che in quelle transazioni si sia manifestato in alcune intercettazioni l'interesse della famiglia senese, ma dire che quei soldi sono della famiglia senese è un passaggio che noi, come anche il pubblico ministero, probabilmente in maniera così diretta non abbiamo mai evidenziato. Eppure Tonino Leone in questa sede risponde proprio di riciclaggio, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in tempi diversi avrebbe messo a disposizione degli imputati Sorrentino e Vestiti i conti correnti intestati a Sofirecia e Silver Square e anche il conto del Daniel Favre, attraverso i quali trasferiva denaro riconducibile agli indagati Sorrentino e Vestiti e proveniente dai delitti dei capi di imputazione 16, 17 e 18, nonché derivante dalle ingenti e ingiustificate somme di denaro accumulate da Senese Michele e Vincenzo, provenienti da eccetera eccetera. Quindi la contestazione in realtà è diversa, cioè il maresciallo Recchio lì è stato molto onesto, come nel corso di tutto il suo esame e controesame, e ci dice una verità che poi è quella che sostiene anche la difesa. Questi sono i fatti oggetto di contestazione, ma adesso li vediamo davvero brevissimamente, perché deve essere chiarito che i finanziamenti di Tonino Leone sono stati tre finanziamenti. C'è stato un primo finanziamento alla VEM di Barretta, 330.000 euro. Poi c'è stato un secondo finanziamento alla ITB di 1 milione di euro. Poi c'è stato un ultimo finanziamento, sempre alla ITB, di 300.000 euro. Quest'ultimo è quello di D'Alessandro, quando va da solo in Svizzera a chiederli. Per il primo finanziamento Leone avrebbe ricevuto la restituzione del capitale anche attraverso Sorrentino e Vestiti per conto della Starline per quella cessione del credito. Il secondo finanziamento, quello di 1 milione, avrebbe avuto restituzione solo per 244.000 euro, mentre dell'ultimo finanziamento non è rientrato neanche un euro. Va evidenziato che Leone, soltanto ascoltando tramite Radio Radicale questo processo e leggendo evidentemente le trascrizioni, ha conosciuto che i due milanesi si volevano ritagliare questa porzione di utile dai suoi finanziamenti. È una cosa che non aveva mai pensato, mai immaginato. Perché, mi ripeto, arrivavano in Italia e subivano queste ingerenze su cui ha indagato la Procura di Napoli. Qui ce lo ricorda anche Sorrentino, all'udienza del 22 giugno 2021, pagina 143, quando gli si chiede che vi sarebbe stata una suddivisione del profitto che avrebbe conseguito Barretta. Lui dice certo. Di questo aspetto Leone lo sapeva o non lo sapeva? No. Domanda. Quindi non sapeva che lei e Vestiti avreste guadagnato più di lui
con quei finanziamenti di fatto? Risposta: ma lui l'operazione la faceva con la finanziaria. Però, quindi, domanda, Leone non sapeva che poi in Italia sarebbero intervenuti degli accordi? Qui mi interrompe, eravamo noi che se noi volevamo glielo dicevamo. Difesa: e secondo lei questi accordi che venivano presi da voi in Italia erano convenienti per i vostri interlocutori oppure no? Sorrentino: certo che erano convenienti. Domanda: perché? Perché guadagnavano tanto, come guadagnavamo noi. Difesa: io volevo capire, però, domanda, vedevano una fetta di profitto che andava a Sorrentino e Vestiti, con Sorrentino e Vestiti che in realtà curavano una minima parte, se non nulla, di quegli accordi, o sbaglio? Risposta: no, come? Sorride: eravamo quelli che gli avevano fatto avere i soldi. Questo era il lavoro, no? E infatti sempre Sorrentino vive con rammarico, no? All'udienza del 22 giugno 2021, quando ci dice: Leone, ci mise a disposizione una cifra, potevamo arrivare fino a 5 milioni, noi abbiamo distrutto la nostra vita in questa situazione, tutto abbiamo distrutto, avevamo la possibilità di spendere 5 milioni di euro per investire su persone giuste, di lavorare e guadagnare. Certo, era una bella opportunità, che adesso vediamo nel dettaglio, ma molto brevemente. Primo finanziamento Barretta, VEM. Lo abbiamo visto in forza di questo contratto del 26 luglio 2017, depositato all'udienza del 14 giugno 2021 e riconosciuto anche dall'imputato Barretta. I 330.000 euro del finanziamento dovevano essere 628, ma poi sarebbero divenuti 330 per il mancato rispetto degli accordi di restituzione, poco importa, però concentriamoci su queste erogazioni. Sono state 2 erogazioni, una del 28 luglio 2017 di 166.000 euro, l'altra del 31 agosto 2017 per 164.000 euro. Questi 2 bonifici, io nella memoria ho messo anche, che non è questa, però ho messo anche la pagina, no, del movimento bancario già versato agli atti, erano preceduti nella stessa data dal giroconto di Leone. Quindi il 28 luglio 2017 Leone dal conto Rothschild, quello su cui poi fluivano i soldi di Zimmerman, anche questi presenti nella documentazione bancaria, dicevo, Leone 28 luglio 2017 fa un primo giroconto di 170.000 euro e il 31 agosto 2017 fa quest'altro giroconto sempre per 160.000 euro, quindi 160 più 170 fa 330, come i soldi effettivamente dati a Barretta. La VEM ha restituito soltanto 25.000 euro il 15 novembre 2017. Quindi si arriva, l'hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, a questo atto fittizio di cessione del credito, acquisto di debito, chiamiamolo come vogliamo, però che cosa è successo? È successo che la Starline restituiva per conto della VEM in diverse tranche tutto quello che la VEM non era riuscita a corrispondere, quindi i 306.560 euro mancanti, quindi 305.000 euro più un simbolico interesse di 1.560 euro. Quindi un interesse inferiore rispetto a quello che il Barretta avrebbe dovuto riconoscere a Leone. Abbiamo detto sul 2-3%, considerando anche lo spread, no, che poi la banca avrebbe riconosciuto a Leone. Quindi, sempre Barretta, adesso vediamo un attimo che cosa ci ha detto in udienza. Ha detto che c'erano 2 accordi. C'era un accordo ufficiale, che era quello sottoscritto e mandato per PEC o per email, non ricordava qui Barretta, a Leone, che era intervenuto tra la VEM e Leone. Con Sorrentino e Vestiti invece esisteva un accordo separato, non scritto, di suddivisione degli utili con i milanesi, di cui Leone non era a conoscenza. Che ci dice Barretta? Barretta ci dice di aver proposto a Sorrentino e a Vestiti, aver domandato loro: sai qualcuno che ci può dare dei soldi per comprare questa cosa? E loro dicono: sì, noi abbiamo una persona che sta in Svizzera che ha una fiduciaria che ti può prestare questi soldi, fate un contratto, ti arriva il bonifico, paghi un 2-3%, però mi dice vogliamo guadagnarci anche noi sulla vendita di Colmar. Il PM chiede: volevano guadagnarci pure loro su questo investimento? Barretta: sì, della vendita di Colmar, non sul prestito, attenzione. Quei Colmar, dice Barretta,
li avevamo pagati 82 euro, li dovevamo vendere a 100, 18 li dovevamo dividere, 9 euro a testa, quindi proprio suddivisione del profitto che avrebbe ricavato. Ancora, sempre Barretta, ma guardi che Sorrentino e Vestiti, questo lo dice a me, guadagnavano sull'operazione di Colmar, la metà della vendita dei giubbini, cioè se guadagnavamo 18, qui fa un altro esempio, fa ancora l'esempio, dovevamo dividere 9 euro a testa, faccio un'ipotesi, se erano 20, 10 a testa, precisa, l'accordo era tra me, Sorrentino e Vestiti, poi la Sofirege prendeva il 2-3%, non mi ricordo quanto era una percentuale di tasso normale, il guadagno dei giubbini era solo tra me, Sorrentino e Vestiti, basta. Questo accordo fittizio, taciuto a Leone, ce lo dicono anche Vestiti e Sorrentino. Vestiti che ci dice, udienza del 25 giugno 2021, pagina 79. Noi abbiamo parlato con Leone di finanziare i soldi, stop. Poi che io e lui, Sorrentino, facevamo guadagnare anche la Starline in questa operazione, ma per quale motivo potevo dirglielo come non dirglielo? Non gli stavo nascondendo niente, era lavoro quello nostro. Domanda. Leone però non lo sapeva, risposta, poteva anche non saperlo, e Sorrentino all'udienza del 22 giugno 2021, pagina 121. La vostra parte quale sarebbe stata? Sarebbe stata nell'utile, Sorrentino, nell'utile della vendita in Italia dei giubbotti. Mi sembra molto chiaro. Barretta però non sarebbe riuscito a rispettare questo contratto di finanziamento. Perché? Perché era in crisi e non lo sapevano i milanesi. I milanesi non avrebbero mai voluto finanziare un soggetto in crisi che non avrebbe potuto fare l'affare con quel profitto da dividere. Mai avrebbero dato a lui del denaro. Però non lo aveva detto a loro. In udienza poi Barretta ha detto che già a maggio del 2017, quindi qualche mese prima del finanziamento di Leone, la VEM era indebitata per diversi milioni di euro. Parliamo di milioni di euro, udienza del 14 giugno 2021, pagina 175-176. Ed era una situazione di decozione che era stata taciuta, no, ai milanesi, che se no non avrebbero mai dato quel denaro di Leone, non avrebbero mai consigliato a Leone vai su di lui. Infatti pure Vestiti in udienza il 25 giugno ci dice io non lo sapevo che Barretta dal 2017 già era in crisi. Barretta quindi ci ha detto sempre in udienza che ha impegnato il denaro ricevuto dalla Svizzera per tamponare la situazione debitoria, ma a quel punto c'è un problema. Perché era il primo finanziamento che i milanesi suggerivano a Leone, quindi era la prima opportunità, no, di ricavarsi questo guadagno soltanto per aver presentato il finanziatore, e ricevono quella che loro definiscono una truffa, addirittura si sentono truffati. E quindi viene ideata questa cessione del credito, questa operazione fittizia, diciamo, anzi fittizia a tutti gli effetti, perché Sorrentino e Vestiti, l'abbiamo detto, mai avrebbero voluto vedersi sfumare, no, la possibilità di finanziare società con il denaro di Leone, su cui ricavarsi questa porzioncina di utile all'insaputa di Leone senza far nulla, mi verrebbe da aggiungere. Quindi decidevano personalmente, o più precisamente con la Starline, di accollarsi il debito assunto dalla VEM verso Leone, ovviamente intendo verso la Sofirege, ideando questa operazione fittizia di cessione di un credito inesistente. 30 novembre 2017 la Starline comunica alla Sofirege di aver ceduto questo credito di 330.000 euro, frutto di queste fatture inesistenti pure indicate nell'atto di cessione. Da quel momento quindi la Starline, quindi Sorrentino e Vestiti, diventano debitori della Sofirege e pagano, restituiscono. Però informalmente la Starline si era assunta un debito che non era sorretto da fatture veritiere con la VEM, e quindi vanno da Barretta e gli domandano: guarda Barretta, tu comunque a noi i soldi ce li devi, perché te li stiamo dando noi a te per non fare brutta figura con Leone, perché sennò non ci accorda, questo non lo dicono, altri finanziamenti. Il maresciallo Recchio ci ha ricordato, no, questa intercettazione RIT 5005 del 17, progressivo 1405, appunto del 30 novembre 2017, dove emerge in modo nitido, no, che la cessione del credito è stata ideata dai due milanesi. Qui il maresciallo Recchio ci dice: allora posso sicuramente dire
anche per un passaggio particolare di un'intercettazione in cui Leone chiede a Vestiti e al Sorrentino il perché bisogna creare tutta questa documentazione artificiosa. Sono il Sorrentino e il Vestiti, non ricordo esattamente chi dei due, a rappresentare che per la normativa antiriciclaggio in Italia è necessario cercare di giustificare quanto più possibile queste transazioni finanziarie. Quindi sicuramente la regia è dei soci del Leone, tra virgolette, Vestiti e Sorrentino, che poi sono soci davvero in Unimoda, quindi non può anche in questo caso il pubblico ministero sorprendersi, no? Si chiamano soci, ma non erano soci nei finanziamenti, erano soci in Unimoda, per questo si definiscono così. Anche Leone nella memoria a sua firma raccontano che è andata esattamente in questo modo. E anche Barretta in udienza ci ha detto il 14 giugno la cessione del credito, domanda, del 30 novembre 2017 non è stata in alcun modo prospettata a lei dal signor Leone, oppure sì? Barretta, no, non me l'ha prospettato Sorrentino e Vestiti, domanda, soltanto loro sì. Poi questa si arriva a una piccola stortura che ha detto il pubblico ministero in udienza, perché il pubblico ministero ha detto no, Barretta a un certo punto ci ha detto lui che il denaro della Svizzera era di Sorrentino e Vestiti, lo ha detto in discussione, ma questo non è vero, o meglio ha travisato completamente i fatti e le trascrizioni, le parole. Perché? Qui riprendiamo proprio l'esame del pubblico ministero. PM. E questo fatto, diciamo, questi soldi in Svizzera erano anche i loro. A lei chi glielo ha detto? Barretta, loro. PM. Loro chi? Barretta, Sorrentino e Vestiti. Qui il PM gongola, dice, ah, quindi gliel'hanno detto Vestiti e Sorrentino. Barretta. Loro me lo dicono precisamente a dicembre. PM, dicembre 2017? Barretta, sì. PM, che cosa le dicono? Barretta, che i soldi erano pure loro, poiché io avevo ceduto il credito, loro non riuscivano a pagare anche il credito, perché è vero che loro chiudono il debito con Sofirege, ma lo chiudono per mantenere un rapporto, diciamo, tranquillo con il loro socio Torino Leone, non perché, cioè, volevano fare bella figura con Tonino, ecco, Leone. E anch'io glielo chiedo a lui, e dico, senta, i soldi che arrivano dalla Svizzera, di chi erano? Lo sa o non lo sa? Barretta risponde, in primo luogo erano della Sofirege, una finanziaria, cedo il credito, Vestiti mi dice che i soldi sono pure i loro. Domanda, e questo glielo dice a dicembre? Barretta, sì. Domanda, per essere ancora più chiaro, però a dicembre era intervenuta l'atto di cessione del credito? Risposta, sì, certo. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Non voglio citare ancora Barretta, ma è scritto anche nella memoria. Però ecco, è importante dire quali erano le ragioni, ribadire le ragioni a sostegno di questa assunzione di debito, e ce lo dicono proprio i due protagonisti, i due ideatori, che sono Vestiti e Sorrentino. Vestiti, il 25 giugno 2021, pagina 80, ci dice che la cessione l'abbiamo fatta per Tonino, perché non volevamo fare brutta figura. Difesa. Ma mi interessa perché non volevate fare una brutta figura? Era perché avevate interesse ad altri finanziamenti verso altri? Vestiti? Ma era normale, volevamo continuare il lavoro, che poi è arrivata pure la seconda batosta, la vedremo con la ITB. Anche Sorrentino. Domanda, ma la stima di Leone quindi era importante perché con altri finanziamenti contenuti nel range dei 5 milioni poi avreste potuto fare altri business, Sorrentino? È certo. E avere dell'utile su questi, Sorrentino, è certo, lo so, questo è il finanziamento alla VEM, e i movimenti bancari di restituzione sono stati tutti quanti documentati anche nella memoria per chiarezza, ancora più chiarezza, no? È interessante anche un'altra intercettazione, RIT 5005 del 2017, progressivo 2014. Qui siamo al 17 dicembre del 2017, quindi la cessione del credito era stata 17 giorni prima, no? Fine novembre, e Leone parla con il suo socio di Unimoda, Sorrentino, e a un certo punto il 17 dicembre già aveva restituito i primi 240.000 euro dalla Starline, e poi gli domanda,
Toglimi una curiosità, quello là della Colmar, la merce l'ha presa, perché gli era venuta così dal nulla, no? Dice, ma poi ve li sta, cioè, il credito era stato ceduto, ma me li sta dando a voi? E qui Vestiti risponde, non credo proprio, no Tonino? E poi specificano, noi facciamo questa cosa, rispondiamo noi personalmente, ottemperiamo noi personalmente, cioè capisci? Cioè, quindi nessuna consapevolezza poteva avere Leone che i due milanesi che operavano nel settore dell'abbigliamento da decenni, che aveva conosciuto a Cedusco sul Naviglio, che erano entrati in affari con lui in Svizzera, avevano dei negozi che venivano riforniti, che ne poteva sapere? Poi qui ce lo dirà il tribunale, no? Se effettivamente, come leggo nei capi di imputazione, la Starline aveva in grembo del denaro sporco. No, non lo so, questo ce lo diranno, ma Leone non lo poteva sapere, quindi qui parliamo del nulla. Davvero del nulla. Questo è la VEM. Cosa deve essere evidenziato? Che questi finanziamenti non è che parliamo di anni, parliamo di pochissimi mesi. È una cosa, in pochissimi mesi il Leone ha perso un sacco di soldi a tutti gli effetti. Perché? Perché poi il secondo finanziamento è quello della ITB di 1 milione di euro. Anche qui sono tre contratti, quelli che sono stati poi fatti vedere al Cosentino. C'è un primo contratto Silver Square ITB di 500.000 euro. Anche qui lo schema è lo stesso, no? Ci sono 3 erogazioni di denaro in franchi svizzeri precedute dai giroconti dal conto Rothschild, quindi sempre Leone che prende i soldi che aveva sul conto e li mette sul conto della Silver Square e i bonifici vanno alla ITB. C'è un secondo contratto di finanziamento di 250.000 euro, anche qui Leone fa un giroconto di 201.000 euro, però erano già arrivate le prime 2 tranche di restituzione del primo finanziamento e quindi aveva disponibilità di capitale anche per questi altri 50.000 euro. E poi c'è quest'ultimo contratto di finanziamento, l'unico che riesce a fare da persona fisica a persona fisica, che è quello con Cosentino. Lo ricorderà il tribunale, quando Cosentino non voleva neanche vedere i contratti, perché diceva io non ho visto neanche uno. Io gli domando, ma per favore li può vedere un attimo? E lui risponde, no, non li voglio vedere, poi li vede, sfoglia e riconosce anche la sua firma, no? Però, insomma, anche il 1 milione di euro, questo 1 milione di euro, quindi sono 750.000 euro dalla Silver Square e 250.000 euro da Tonino Leone, persona fisica, a Cosentino, che vanno in Romania. Di questo finanziamento di 250.000 euro il PM non sa nulla, perché le indagini non sono state effettive e quindi non ha indagato dalla Svizzera, dai conti correnti che stanno qui sul mio banco, quali movimenti ha fatto Tonino Leone. Questi sono andati dalla Svizzera fino in Romania. Dicevo, questo milione ha seguito lo stesso schema, c'era un accordo ufficiale tra Leone e la ITB e un accordo invece fittizio, taciuto, appunto tra i soggetti finanziati che erano Cosentino e D'Alessandro e i 2 milanesi. Anche qui, come per Barretta, i milanesi purtroppo sbagliavano completamente i soggetti da finanziare, perché anche la ITB, come la VEM, era una società che era in forte decozione. Qui domandavo a Cosentino, senta, quindi il contratto ufficiale era tra la ITB e Leone? Sì. Poi c'era un secondo accordo che lei ha detto essere, Cosentino dice, non scritto. Mi può descrivere questo secondo accordo? Cosentino ci racconta. Era un accordo, si era preso accordo che loro ci presentavano questa persona e poi indirettamente attraverso Sorrentino e Vestiti c'erano degli altri accordi per degli altri guadagni su quel capitale che era stato dato dalla Svizzera. Domanda. E questo secondo accordo se ne è parlato nell'incontro con Leone oppure è un accordo che si è formalizzato? Qui mi interrompe, no, non c'era, no, il dottor Leone, no, io credo che il dottor Leone non era a conoscenza, no, non lo sapeva. Cosentino sempre ci dice, sapevo che loro, i milanesi, avevano delle attività in Svizzera di abbigliamento e che inizialmente Leone era un loro cliente, vero? E poi successivamente si era creata una sorta di, tra virgolette, una sorta di società, vero, una società, la Unimoda,
Loro fornivano l'abbigliamento e il Leone aveva messo a disposizione le strutture. Verissimo. Qui a quel punto gli chiedo, ma in che momento si è sacralizzato l'accordo fittizio? E Cosentino mi dice, guarda, dal momento che il dottor Leone aveva accettato questa nostra proposta e questo nostro programma, una volta che avevamo fatto questo, ci siamo incontrati poi con Vestile e Sorrentino e successivamente poi c'è stato questo accordo che come poi avremmo sviluppato il lavoro ci sarebbe stato dei guadagni anche per loro. Stesso schema. L'ITB però lo sappiamo, indebitata, non poteva essere nessun affare, anzi utilizzava anche in questo caso il denaro ricevuto da Leone per pagare i propri debiti. Cosentino, sempre all'udienza del 15 settembre, ce lo dice, una parte di questi soldi sono rientrati a Leone e una parte invece sono andati sperperati per pagare, per tamponare un pochettino tutte le falle che c'erano in azienda, con tanta gente che doveva avere dei soldi. Domanda, ma quindi a maggio, giugno, luglio 2017 l'ITB era già in sofferenza? Risposta, l'ITB è sempre stata in sofferenza, avvocato. Domanda, quindi lei o comunque l'ITB oggi è ancora debitrice di Leone? Sì, suppongo proprio di sì. L'ITB ha ricevuto, la Silver Square ha ricevuto, la documentazione bancaria è stata versata agli atti e il 15 settembre anche soltanto le parti di interesse, ha ricevuto poco più di 244.000 euro, quindi la ITB ha pagato neanche un quarto di quello che doveva pagare. Abbiamo visto le lettere di sollecito che ha mandato Leone, tornavano indietro, poi sempre nel 2018 ha avuto questa notizia della malattia, ha perso un po' i redini, no, di questa vicenda, ma tornerà a richiederli e a fare tutti gli accertamenti anche processuali di rito. Però, davvero poi sono molto più veloce, l'ITB era una società da non finanziare, ma era perché era amministrata, l'abbiamo visto, malissimo. Io ricordo al tribunale quando l'abbiamo visto, l'abbiamo ascoltato tutti, c'era Cosentino e soprattutto D'Alessandro, che era alla continua ricerca di una firma pulita, no? Perché l'ITB loro avevano delle firme che erano già state segnalate in banca, quindi non potevano, avrebbero voluto fare gli amministratori, ma non potevano proprio, anche se erano loro che di fatto gestivano tutto. Quindi cercavano persone anche di altri ambienti lavorativi apposta per avere una firma normale, una firma che non destava sospetti alle banche. Ed è emblematico Morrone, no? Morrone ha parlato, è stato sentito, Morrone è stato amministratore dall'ottobre del 2017 a febbraio del 2018, ma ci riferiva che dopo 10 giorni già aveva salutato tutti. Perché? Perché ci ha detto che testualmente avevano problemi economici che me li avevano tenuti nascosti, perché altrimenti sapevano che io poi avrei rifiutato. E questo era un amico di D'Alessandro, cioè D'Alessandro chiede un amico, gli nasconde, dai bilanci non risultavano, no, la posizione debitoria, però gli serviva un amministratore da mettere in quel momento l'ITB e quindi tace, no, sulla situazione di debito, tanto erano amici però. E infatti poi dopo non volevano rovinargli la vita a Morrone e ne mettono un altro, quindi era dei soggetti, l'ITB davvero non era da finanziare, c'erano dei problemi economici che erano. E infatti D'Alessandro, l'abbiamo visto, e poi concludo, ha fatto, come si suol dire, carte false pur di avere quest'ultimo finanziamento di 300.000 euro. Quest'ultimo finanziamento, parliamo del finanziamento, quello dove c'è anche Daniel Favre. Questo era un finanziamento che Leone non lo voleva neanche fare, perché Leone diceva: ma questi ancora mi devono dare 1 milione di euro, e che faccio? Vado a fare un altro finanziamento di 300.000 euro. Però ci sono state delle insistenze pesanti, documentate, di D'Alessandro, che prova in tutti i modi, no, a ricevere questo denaro. Ci sono 2 contratti di finanziamento, il primo con Daniel Favre, che l'abbiamo sentito qui in udienza, del 24 novembre 2017, che paga 150.000 euro il 30 novembre 2017. Leone invece fa la sua parte degli altri 150.000 con il conto corrente della Sofirej, fa 60.000 euro il 6 dicembre e 40.000 euro l'8 dicembre, però il contratto è 150.000 euro, quindi in realtà qui Leone ha precisato nella sua memoria che il contratto era di 150.000 euro,
ma lui ne ha dati soltanto 100 perché D'Alessandro, sempre nel tentativo di farsi dare questi 300.000 euro, gli ha detto: guarda, io ti sto per dare 50.000 euro del milione, te li sto per dare adesso, quindi e lui dice: aspetta, Leone non è stupido, dice: aspetta, quelli te li tieni, così io ti do soltanto 100.000 e fanno parte di quest'ultimo finanziamento di 150.000. Lì D'Alessandro sta zitto e dice: va bene. Quindi ci sono questi due contratti per 300.000 euro. E D'Alessandro, io adesso non voglio leggere le lettere d'amore, ti amo, al di là dei soldi di D'Alessandro, perché sarebbe anche un po' stucchevole. Però Leone nella sua memoria riferisce che il D'Alessandro a novembre del 2017 mi mandava una fattura di cui ad oggi non so dire se sia vera oppure falsa, perché di questo prezzo non ho ricevuto nessuna restituzione, neanche parziale, perché effettivamente D'Alessandro, l'avete visto, in una delle mail diceva: guarda, io ho già la fattura di questi giubbini che compro, li rivendo, è un'operazione già fatta, e gli manda questa fattura. Io, quando è venuto Cosentino, mi è dispiaciuto che D'Alessandro non abbia reso l'esame, ma a Cosentino mi sono permesso, no, di fargli vedere questa fattura della Alma, 15 settembre, e Cosentino la vede e ci dice che non è assolutamente veritiera, era falsa, ce lo dice lui. Quindi il sospetto di Leone, la memoria che ha depositato, era vero, cioè D'Alessandro, pur di avere questi soldi, ha presentato una fattura che non era vera, non era originale, non era della Alma, e Leone infatti lo aveva sospettato e col senno del poi l'abbiamo visto, aveva avuto ragione. Però ecco, qui il tutto è interessante perché il D'Alessandro, perché D'Alessandro va da solo? Non lo dice a nessuno, non lo dice a Cosentino che non lo sapeva, non lo dice neanche a Sorrentino e Vestiti che si risentivano dell'accaduto. Ci sono le intercettazioni dove si arrabbiano, no? Perché? Perché non potevano più avere una percentuale, no? Si faceva tutto così di nascosto, non potevano avere più la percentuale sul profitto che avrebbe fatto con l'affare che si era ripromesso di fare e che poi abbiamo visto non avrebbe mai fatto, anzi la fattura era falsa. Il Sorrentino in udienza ci ricorda, noi quando noi abbiamo saputo che lui, D'Alessandro, è andato lì, Giancarlo Vestiti si è incazzato tantissimo. Io ti dico: ma si è arrabbiato Sorrentino perché non l'ha detto a nessuno? E il Vestiti confermava quella arrabbiatura. Io gli domando: ma perché vi siete risentiti del fatto che non vi aveva avvisato, Vestiti? Perché non ci ha detto niente, è un cliente nostro fino a prova contraria, non ci ha detto niente. Domando ancora: ma forse, mi permetto, aveva l'interesse a condurre un affare senza dovervi per forza di cosa ritagliare un posto, no? In questo business che stava andando a ricercare. E lì Vestiti mi dice: ma anche un minimo di guadagno, cioè che abbiamo pure noi, cioè abbiamo portato l'acqua al mulino, il nostro lavoro, un minimo di guadagno. Questo cosa non era una cassa comune tra i milanesi e Leone, che avevano la cassa comune di denaro sporco. Erano soldi del Leone, ma questo lo dicono i documenti bancari. Qui ci sono i bonifici di Zimmerman, ci sono tutti i movimenti. Non voleva essere una provocazione depositare tutti quei faldoni, ma era per dire: mi trova qualcuno, il pubblico ministero non vuole cercarlo, però qualcuno mi trova un documento che attesti un'anomalia nella documentazione bancaria del Leone. Il pubblico ministero, l'abbiamo visto, nella requisitoria si lamenta, dice: no, io ho cercato un post-it del Senese, non ho trovato nessuna ricevuta, e di Leone si disinteressa. Di Leone depositiamo i bilanci delle società, che lui pensava forse essere fantasma, no? Soltanto per veicolare denaro sporco. Sono società operative da 20 anni che depositano bilanci negli ultimi 20 anni, i documenti bancari, le dichiarazioni dei redditi, e non spende una parola. Io non ho capito perché, ma forse mi auguro che ci risponderà. Presidente, io davvero ho concluso, però prima di parlare davvero brevemente sulle intercettazioni telefoniche, ma su alcune, perché il collega Pecoraro ha avuto un'attività analitica apprezzabile, che prendo per mia, ma qualche aggiunta la volevo fare anche io. Io avanzo comunque un'istanza 507, perché il pubblico ministero l'altro ieri, seppure è stato ritualmente interrotto nel tentativo di replica anticipata, comunque ha depositato
questi documenti di accompagno, no, della rogatoria, della domanda di assistenza giudiziaria. Io però ho letto questi documenti e c'è tutta una documentazione che non è in nostro possesso e quindi è di interesse della difesa a che il pubblico ministero depositi interamente quello che ha ricevuto dalla Svizzera. Io poi non ho capito, ma magari il pubblico ministero ce lo potrà dire, nell'ambito di quale procedimento è stata avanzata questa domanda di assistenza giudiziaria, perché le indagini di questo procedimento qui erano concluse. Questo magari mi dispiace che non ci sia, ma e quindi come la formalizza, diciamo, io un po' come è successo per il quaderno di D'Alessandro, io vorrei che la documentazione trasmessa dall'autorità svizzera alla Procura di Roma venga integralmente messa a disposizione del Tribunale e quindi della difesa, perché il pubblico ministero ha detto tanto l'ha già depositata la difesa di Leone. No, perché alcuni documenti, ad esempio la lista delle autovetture di Leone, io non ce l'ho. La lista? In uno dei fogli di accompagno del pubblico ministero si dà atto che gli sarebbero state inoltrate anche una lista delle autovetture di Tonino Leone, delle società. Insomma, sicuramente non è vero che i documenti che abbiamo depositato noi sono gli stessi che ha depositato lui, ce ne sono degli altri che saranno stati richiesti, non so in quante tranche, adesso non lo so, però chiedo che tutto quello che è arrivato venga depositato al Tribunale. Avvocato, non l'ho però compresa con precisione. Vuole, diciamo, dettare lei a verbale gli esatti termini di questa sua richiesta ai sensi del 507, cortesemente? Certo, il pubblico... Quindi la difesa Leone chiede interruzione della, diciamo, discussione ex 523,6, chiedendo 523,6, chiedendo ai sensi dell'articolo 507 quanto segue. E adesso dettile proprio lei a verbale come ritiene di volerla esprimere. La documentazione pervenuta presso la Procura di Roma in data 27 settembre 2021 dall'autorità svizzera a seguito della domanda di assistenza giudiziaria del 23 settembre 2020 e successive richieste di integrazione. Aspetti che ha dettato troppo veloce. Quindi chiede che sia esibita dal pubblico ministero, giusto? Certo. La documentazione pervenuta presso la Procura di Roma in data 27 settembre 2021 a seguito della domanda di assistenza giudiziaria del 23 settembre 2020 e successive integrazioni. Va bene, il Tribunale si riserva alla Certo. prossima udienza di decidere Certo. su questo argomento. Prego, prosegua pure. Sì, no, soltanto davvero poche parole sulle intercettazioni telefoniche, su cui già hanno parlato i colleghi che mi hanno preceduto, tanto poi anche nella memoria sono state scritte, però ad esempio il pubblico ministero nella sua memoria scritta parla di questa richiesta di Leone RIT 500517, progressivo 2688, qui siamo al 3 gennaio del 2018. Qui Leone chiede a Vestiti: il VEM quando ci paga poi il guadagno? Qui il pubblico ministero fa dei voli pindarici, però in questo caso è molto più semplice. Poi risponde, Sorrentino gli risponde: io se non sbaglio solo altri 10 devo darti, giusto, per chiudere la cosa. Che cos'era? Abbiamo visto che il contratto con la VEM 330.000 euro, abbiamo detto stavamo sul 3% di interesse, soltanto che Tonino Leone aveva ricevuto soltanto il capitale, però Tonino Leone pensava che Sorrentino e Vestiti gli avrebbero ricevuto tutto, anche l'interesse del 3%, che sono quasi 10.000 euro. 10.000 euro. Ne avrebbe poi ricevuti soltanto 1.560, e qui forse un po' avido, no? Però non sapeva che quell'occasione era andata sfumata e che anche Vestiti e Sorrentino non avrebbero ricevuto tutto, però
in buona fede dice scusate ma il guadagno, poi parla male l'italiano, ma si riferiva proprio ma i miei interessi, io vi ho dato il finanziamento, abbiamo ceduto il credito, ma i miei interessi poi non li avrebbero dati, però a questo si riferiva, non ad altro. Poi c'è un'altra intercettazione 500517 progressivo 5245 del 6 marzo 2018, questa è una intercettazione davvero troppo complessa, perché il pubblico ministero, non sapendo che Leone, Sorrentino e Vestiti erano soci in Unimoda, ha fatto confusione, perché qui c'erano Sorrentino e Vestiti che avevano litigato, perché Sorrentino si fidava più della gestione di Unimoda, pensava che Vestiti andava a cena con i soldi della Unimoda, e quindi qui c'è tutta quanta una polemica, no, che viene fatta, e si parla addirittura di dividersi, no, in Unimoda, siamo nel 2018, e poi si vanno a sovrapporre i vari temi, perché abbiamo visto che anche Vestiti e Sorrentino erano creditori della ITB, e quindi cominciano a bisticciare su chi doveva avere precedenza nelle restituzioni, se Tonino Leone che aveva fatto i finanziamenti con i suoi soldi, o se Sorrentino e Vestiti che invece avevano venduto, no, della merce che Cosentino ha detto che poi non riusciva a vendere perché era troppo vecchia, e quindi a un certo punto si sovrappongono i temi, e veicolarli come ha fatto il pubblico ministero mi sembra non corretto, però insomma è tutto indicato nella memoria, e no, comunque non devo aggiungere nient'altro, quindi davvero concludo. Io ritengo che l'istruttoria sia stata doverosa, no? Questa istruttoria, perché è stato è davvero un fatto molto complesso, molto articolato, e che è stato reso molto più complesso per non aver chiesto tutti i documenti tempestivamente in Svizzera, tempestivamente. Questi documenti comunque per fortuna li abbiamo avuti, questi documenti per fortuna dimostrano in modo incontrovertibile che il denaro trasferito da Leone non era un denaro che l'ipotesi d'accusa vorrebbe essere provento di chissà quale delitto, ma era un denaro proprio, e quindi per questa ragione richiedo che sia pronunciata una sentenza di assoluzione per i capi 22 e 26, perché il fatto non sussiste. Grazie Presidente. Grazie. Sì. Facciamo, scusami, per chiedere all'avvocato Febraro. Allora, avvocato Febraro, quindi voleva discutere anche lei adesso che previsione di tempi ha per organizzare la giornata? E allora penso che si possa proseguire, se sono... interrompiamo. Allora facciamo una pausa di una mezz'ora e poi riprendiamo alle 14, va bene? Va bene.